Aspetta. Vai. Ok. Prova.
puntualissimi, fatto. Bene, buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione, per essere intervenuti in numero così importante a questo incontro, più che un convegno è un incontro organizzato dalla Camera di Commercio col Consorzio Camerale Credito Finanza e con le università di Udine, in particolar modo con l'amico professor Miani. Da cosa è nata questa idea? Parlando con un mio dirigente dell'associazione, ha detto: ma perché non andiamo ad affrontare il tema delle criptovalute? Tutti ne parlano, i giornali con articoli alterni evidenziano quelle che possono essere gli utilizzi, le opportunità e quant'altro, ma in effetti quanti ne sanno di questa materia? Molto pochi, anzi quasi nessuno. Io in primis, se uno mi chiede vai a comprare domani un bitcoin, non saprei da che parte andare. Eppure non è una banalità, perché mi diceva il dottor Bettonica del Consorzio Credito e Finanza di Milano che ci sono degli impianti di sci che accettano il bitcoin. Ho saputo mezz'ora fa che a Udine c'è una specie di bancomat dove uno mette gli euro e non so cosa viene fuori, però c'è già uno strumento con queste caratteristiche, e quindi è importante che venga affrontato. Noi non vogliamo che nessuno ne compri né vendi, quelli ne venda bitcoin o ethereum, quant'altro. Noi vogliamo dare solamente una informazione, soprattutto di tipo tecnico. Oggi abbiamo il dottor De Giorgio, abbiamo il professor Paltrinieri, il professor Notari e coordinerà l'amico Stefano Miani. Vogliamo dare una infarinatura e spiegare come funzionano le criptovalute. Di certo che ogni tanto assistevo ad un dibattito politico, politico è un termine forse un po' troppo grosso, a un dibattito di persone che ambiscono a ruoli politici, e c'era la solita, giusta o non giusta, no, bisogna togliere la moneta, solamente la moneta elettronica, l'evasione, questo e quell'altro. Mi sembra di vivere in un mondo in cui non c'è la considerazione chi ci governa, che ormai siamo talmente oltre a quelle forme tradizionali della moneta cartacea e quant'altro, che se non capiamo come quello che succede intorno a noi, succede con delle dinamiche anche molto veloci ma soprattutto globalizzate, rimaniamo talmente indietro per cui il mondo, l'economia, la finanza viaggiano a una velocità, e chi dovrebbe regolamentarla viaggia a una velocità al quadrato, perché l'importante, ed è il vero tema assieme anche ai fenomeni della globalizzazione e quant'altro, è che la buona politica deve regolamentare certi fenomeni. Però quando i fenomeni sono di carattere globale e mondiale, questo è un problema. Abbiamo visto sulle criptovalute che la Corea, mi sembra, sia intervenuta in modo diretto, però intervenire un solo Stato, se non c'è la Corea c'è Hong Kong, se non c'è Hong Kong c'è Shanghai e quant'altro. Quindi oggi comunque evitiamo i ragionamenti di macrofinanza, di macropolitica, di geopolitica, e andiamo a capire con gli amici intervenuti che cosa sono le criptovalute, come funzionano e quali che sono le loro applicazioni in economia. Grazie. Buongiorno, io cercherò di dire solo pochissime cose all'inizio, magari dirò qualcosa tra una relazione e l'altra se mi sembra opportuno fare qualche puntualizzazione. Allora, noi abbiamo cercato di articolare i tre interventi in modo che ci sia un percorso un po' ragionato, che parta dalla descrizione del fenomeno, analizzi l'andamento del mercato, le modalità con cui si può operare, quindi comprare e vendere,
alcune situazioni di anomalia di mercato, quindi delle criticità che si sono già verificate in più occasioni, e poi tutte le ripercussioni, diciamo così, soprattutto legali, contrattualistiche e anche fiscali, in quanto la circolazione di questo tipo di strumento travalica i confini e quindi si pongono dei problemi anche fiscali, tra l'altro. A titolo introduttivo solo due riflessioni che sono poi anche di stimolo, spero, per i relatori eventualmente, o almeno per il primo, per dare una sua opinione anche. Allora, quando noi parliamo di moneta, di solito intendiamo qualcosa che non è generico, ma è ben specificato in letteratura. I requisiti della moneta sono codificati ormai da qualche secolo, non come fisicità, ma come funzione. Allora, qui parliamo di moneta elettronica, di criptovaluta, eccetera. Una prima questione da capire è se rispetta quei requisiti di moneta o se è una cosa diversa, perché una cosa è la moneta, una cosa è per esempio uno strumento di pagamento che muove la moneta ma non è di per sé moneta, no? Quindi una carta di credito è uno strumento per spostare la moneta, non è di per sé una moneta, così come tutta una serie di altri strumenti. Quindi una prima riflessione. Ma la cosa da cui volevo partire, e chiudo praticamente la mia introduzione, è una provocazione se volete, ma la faccio molto volentieri. A me spaventano e danno estremamente fastidio tutti quei fenomeni di massa che tendono a fondarsi o sul tifo o sulle mode, per cui uno si schiera, o sono pro o sono contro, magari non capisce niente di cosa sta parlando, ma si schiera perché gli ha detto qualcuno, ha visto qualcun altro, ha letto un articolo. Credo sia l'atteggiamento più pericoloso possibile, soprattutto nelle cose finanziarie, dove poi può portare a situazioni sgradevoli, ma in qualsiasi cosa. Cioè, non è che una cosa è completamente positiva, completamente negativa, intanto va capita. E poi eventualmente, quando l'hai capita, se ci sono delle condizioni per utilizzarla in modo favorevole, lo fai anche, ma prima devi capire. Non è che la sposi perché ti sembra bella, no, non è una partita di calcio dove tu sei tifoso della squadra, è assurdo essere tifosi di questo o di quello. Qui il rischio è a volte di avere una superficialità assoluta, essere tifosi di una cosa senza sapere che cos'è o come è utilizzabile o cosa ci sta dietro. E qui dietro ci stanno tante cose, ci stanno interessi spaventosi, contro interessi altrettanto spaventosi. In questo momento ci sono paesi che stanno vietando, ci sono paesi che stanno cercando di vedere se è opportuno che se le facciano nazionali per fare operazioni. Ci sono, sappiamo benissimo, servizi segreti che le usano per fare operazioni, c'è l'evasione fiscale, la criminalità, però voglio dire, usano anche altri strumenti, anche la pistola è negativa o positiva, quindi non si può dare un giudizio assoluto, a mio avviso, bisogna capire e poi semmai utilizzare in modo opportuno. Essere tifosi mi sembra l'atteggiamento più stupido. E con questo direi che possiamo iniziare dal primo intervento, che ha lo scopo, come dicevo, di spiegarci nel modo più semplice possibile di cosa si tratta, senza entrare nei tecnicismi esasperati, ma senza neanche banalizzare troppo, e descriverci un po' l'andamento generale del mercato. Poi entreremo invece in cose forse un po' più specifiche. Il relatore è un consulente finanziario indipendente che da parecchio tempo si occupa di questa questione e quindi credo possa darci un contributo abbastanza interessante. Grazie. Allora, buongiorno, grazie professore. Io sono contento di essere qui con voi ad aiutarci a fare un po' di chiarezza. Spero che uscirete da questa sala con qualche idea più chiara rispetto a quelle a come ci siete entrati, perché in verità il mondo del Bitcoin e in generale le criptovalute è un mondo dove le notizie
anticipano la conoscenza, e quindi è un learning by doing, per anticipare, per dare una piccola risposta a quello che c'era il professore, nel senso che è l'uso che precede la consapevolezza. E quindi io ho voluto iniziare questa mia piccola presentazione articolandola in 3 punti, di cui vedete il primo, preveggente. Io vedo solo ecco qua, la prima era la copertina, quindi non vi si è perso niente. Dunque, in maniera quasi preveggente rispetto a quello che chiedeva il professore, mi sono posto la domanda: il Bitcoin è un fenomeno rivoluzionario o è un invasamento mediatico nel quale siamo caduti tutti? E quindi risponderò alla domanda in maniera puntuale. Poi, sperando di farci capire se sia un fenomeno rivoluzionario o una mera illusione, passerò a spiegare la differenza fondamentale che esiste tra il concetto di criptovaluta e il concetto di blockchain. Sono 2 concetti che sono connessi in maniera strutturale, ma che hanno delle potenzialità di evoluzione molto diverse. E quindi, in base a questa distinzione, capire la regolamentazione globale, lo sviluppo e le prospettive di ciascuna di queste 2 entità, la criptovaluta o il blockchain. Quindi passo al primo punto della mia presentazione, mostrandovi questo simpatico grafico che nasce da una ricerca per parola chiave del termine Bitcoin e del termine cryptocurrency su Google. L'estensione temporale va dal febbraio 11 a fine gennaio 2018. La linea rossa è la frequenza con la quale il termine Bitcoin ricorre sul totale delle ricerche effettuate sulla barra di ricerca di Google. Noterete un andamento parabolico della linea rossa durante la seconda parte del 2017, ok? Quindi stiamo vedendo un qualcosa che a un certo punto è diventato un fenomeno di massa da fenomeno ignoto che era prima, perché fino alla fine del 2016 quasi la ricorrenza sul totale delle ricerche di Bloomberg della parola Bitcoin era sostanzialmente 0. Peggio ancora per il termine cryptocurrency. La linea bianca ha un andamento ancora più lento e solo una piccola impennata verso la fine del 2017, simbolo del fatto che è il Bitcoin, il termine Bitcoin, che ha tirato via l'attenzione di tutto il mondo. E in questo ulteriore slide vi indico in quali paesi la parola Bitcoin o il termine cryptocurrency sia stato più frequentemente cercato nello stesso arco temporale. Vedete che la dislocazione geografica è piuttosto disomogenea, non c'è una particolare connotazione di area di riferimento. La Nigeria sta in cima a questa classifica. L'Italia, tanto per dire, sta al 48esimo posto di questo ranking globale. Non c'è una chiara motivazione per la quale un termine ricorra più o meno frequentemente in uno stato, però ricorre dovunque, quindi un fenomeno sicuramente transnazionale e quindi non compatibile con un concetto di vigilanza o di comprensione, di regolamentazione che sia omogeneo. Maniac, si è parlato tantissime volte di Tulip Mania, si è fatto un collegamento talora anche frequente con la febbre dei bulbi dei tulipani, e così è stato in realtà. Vi metto su questo grafico i nomi di 4 aziende che a un certo punto durante il 2017 hanno aggiunto al loro nome la parola blockchain. Le linee rappresentano l'andamento del prezzo nei 4 giorni o 10 giorni grosso modo seguenti
al cambio di nome. Quindi l'azienda, quella che è più carina veramente, è la linea rossa, è un'azienda che produceva e produce tè in bottiglia. Un giorno ha deciso di aggiungere al suo nome sociale la parola blockchain, l'azione è aumentata nello stesso giorno del 200%. Continuavano a produrre tè, però hanno messo blockchain nel loro nome. Quindi questo è un segnale inequivocabile del livello di parossismo che verso la fine del 2017 il tema Bitcoin ha raggiunto a livello mediatico, regardless, cioè senza considerazione del fatto che fosse o meno un tema realmente presente nell'oggetto sociale dell'azienda che cambiava nome. Pertanto nel corso del 2017 ci sono stati una serie infinita di commenti, speech, proclami da parte un po' di chiunque, dal tassista al dirigente di JP Morgan. Il Diamond è quello che ha fatto il suo, insomma, esternazione più forte dicendo che il Bitcoin era una truffa. Durante il 2017 insomma abbiamo visto titoli di giornale, dichiarazioni sul fatto che il blockchain e il Bitcoin fossero fenomeni rivoluzionari oppure che fossero truffe, che bisogna stare attenti, che c'è la droga dietro, i terroristi, insomma si è sentito di tutto. In verità la prima dichiarazione secondo me è quella più interessante. Il Wall Street Journal ha definito la blockchain, cioè la Distributed Ledger Technology, è così che si chiama in inglese, una tecnologia fondativa, e su questo sono d'accordo anche io, che al pari dell'elettricità o di internet cambierà interi ambiti industriali a livello globale. Tanto per dirne uno, gli esempi sarebbero infiniti. La borsa dell'Australia, l'Australian Stock Exchange, nel dicembre dell'anno scorso ha iniziato a utilizzare la tecnologia che sta dietro la moneta Bitcoin, cioè generico blockchain, come diciamo registro tramite cui effettuare il regolamento della compravendita di azioni che sono negoziate sull'Australian Stock Exchange. Quindi è un qualcosa su cui non c'è una sensazione di omogenea accettazione o rifiuto. C'è chi ci sta lavorando, c'è chi la vede come il male assoluto. Però a questo punto è necessario capire cosa è una criptovaluta e cosa è la blockchain, una distinzione fondamentale, tant'è che dedico un paragrafo apposta partendo dalla definizione di cos'è il Bitcoin. Il Bitcoin viene definito come moneta, unità di conto virtuale, in quello che possiamo definire il paper fondativo, il documento d'origine. Esistono tradizioni antecedenti al Bitcoin in sé come valuta crittografica, ma in verità nel 2008, ottobre, un signore di cui non conosciamo ancora l'identità pubblica questo paper che si chiama Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, quindi parliamo di sistema elettronico di moneta, che lo definisce così, ve lo traduco nella parte inferiore. Lui dice nella prolusione a questo documento: ciò che serve creare è un sistema di regolamento elettronico che sia fondato su una valutazione crittografica anziché sulla fiducia, al fine di consentire a due generiche controparti di poter concludere tra loro una transazione senza dover far ricorso ad un garante terzo. Quindi la parola chiave è fiducia e garante. Quindi qui si sta andando in una direzione nella quale il fondatore di questo algoritmo che si chiama blockchain, che sta alla base di una delle tante valute che si chiama Bitcoin, quello di fornire a due parti la possibilità di disintermediare un'autorità garante al fine di consentire uno scambio di qualcosa tramite un algoritmo di natura crittografica che rimpiazzi il concetto di fiducia. Io li ho messi in grassetto. Quindi la prova crittografica sostituisce la fiducia. E qui il professore potrebbe tenere seminari solo su questo tema, ma io mi limito a dirvi questo. Pertanto,
vi dico che l'insieme delle regole, quindi, che regolano, generano e tengono traccia immutabile di una transazione, si chiama Distributed Ledger Technology, quindi architettura a registro distribuito, ovvero sia blockchain, una catena di blocchi. Vediamo perché. Questo processo, che di fatto non è altro che l'elaborazione in tempo reale della soluzione a dei complessi, a delle complesse formule matematiche, ok? Questo processo genera una stringa di codice alfanumerico, la quale identifica in maniera puntuale, immutabile e distribuita l'avvenuta transazione tra due parti. Questa transazione diventa in maniera definitiva parte di un registro che si chiama ledger, che è condiviso tra tutti i membri del network, che vengono detti in gergo peers, e che tengono traccia perenne di questo codice. Nella slide precedente, ritorno un attimo indietro, vedete che c'è un grafico, un diagramma nel quale ci sono quelle che evocano l'immagine di una banca, questo colonnato greco, e delle frecce. Nell'esempio di sinistra tutte le frecce convergono verso un'entità centrale, la quale valida la transazione ed emette il responso, quindi la moneta del caso. Nel mondo Bitcoin, invece, le transazioni avvengono tra tutti gli attori, quindi quelle monetine che vanno avanti e indietro nascono e vanno verso ciascuno di loro in maniera indifferente, e non c'è nessuno al centro. Quindi il concetto di registro distribuito, che rende visibile a tutti l'avvenuta transazione, è distribuito tra tutti gli attori, ed è questo il concetto di blockchain. Blockchain vuol dire esattamente costruire un registro sul quale esista perennemente prova che una transazione è avvenuta, quindi non si possa spendere nuovamente un denaro che era stato generato precedentemente, e che questa evidenza risulti patente a tutti per sempre. Ritorno dov'ero. Quindi questa catena di blocchi, perché si chiama catena di blocchi? Si chiama catena di blocchi perché su ogni anello di questa catena, questo network di unità di calcolo che sono collegate tra loro, che hanno un software operativo identico tra loro, che varia da moneta a moneta, ogni moneta ha il suo, il Bitcoin ha il suo software, e questo network, costituito da unità di calcolo indipendenti ma collegate, quindi non c'è un soggetto che possiede tutti i computer del network, sono soggetti, attori diversi che sono collegati a questo network e si scambiano dei dati. Questi dati, quando vengono accettati da tutti tramite la risoluzione del processo matematico, che il paper del signor Satoshi Nakamoto ha individuato, quando queste evidenze sono uguali per tutti, si innesta sulla catena il blocco relativo a quella specifica transazione, la quale transazione diventerà parte, la base sulla quale costruire il secondo blocco, il terzo blocco e via discorrendo, in maniera tale che tutte le transazioni rimangano tra loro collegate in maniera nota a tutti, senza che possano venire trasformati, alterati, anche in maniera malevola, i dati da cui origina la transazione stessa. Pertanto, vi sottolineo nuovamente la fondamentale necessità di distinguere tra tecnologia di tipo crittografico, distribuita su un network peer-to-peer, che si chiama blockchain, e la criptovaluta, che è invece l'unità di conto, la risultante, se volete, di questo processo di validazione crittografica. È certamente il prezzo del Bitcoin che ha reso popolare l'anno scorso e anche quest'anno, evidentemente, il tema delle criptovalute, quindi non c'è un'attenzione
almeno sul grande pubblico, inerente al tema in senso stretto del come funziona, cos'è. Si è visto il prezzo salire e abbiamo visto nelle slide sui prezzi delle azioni che quando qualcosa sale attrae, ancorché non si sappia di cosa si stia parlando. Ma probabilmente proprio la non consapevolezza di quello che sia il concetto in senso stretto di Bitcoin, una moneta, una materia prima, un bene rifugio, che è alla base, all'origine delle variazioni straordinarie di prezzo che ha avuto e che sta avendo ancora oggi. Ripeto, parliamo di una delle monete crittografiche. Per questo motivo capire come ci si comporta in un contesto piuttosto non uniforme, sia a livello geografico, sia a livello di regolamentazioni nazionali, sia a livello di operatività locale, è per nulla semplice. Una mano ce la può dare in questo processo la come dire, possibilità di distinguere quello che è il concetto di tecnologia e il concetto di unità di conto, perché come vedremo, e come vi ho fatto vedere in questa, torno un attimo indietro, in questa slide, la necessità di distinguere cosa sia la tecnologia e cosa sia la criptovaluta ha delle conseguenze gravi, nel senso importanti, su quello che è il generale senso di accettazione che c'è all'interno di vari contesti giuridici, di vari contesti nazionali, perché se da un punto di vista come dire, operativo, la tecnologia della blockchain si può utilizzare in un contesto molto ampio, non strettamente finanziario, ma anche per quanto concerne attività industriali, attività finanziarie di tipo bancario e quant'altro, la criptovaluta invece va a fare concorrenza alle monete tradizionali. Quindi l'attenzione che c'è nei confronti della moneta da parte di regolatori, banche, autorità di vigilanza, polizie nazionali e non, è ben diversa rispetto a quella che c'è nei confronti della tecnologia della blockchain. E quindi andiamo a vedere cosa succede in termini di regolamentazione, sviluppo e prospettive. Questa connotazione per anime che ho chiamato, quindi la tecnologia da una parte, l'unità di conto dall'altra, ci spinge a focalizzarci primariamente sulla tecnologia. La tecnologia del blockchain è, secondo me, il vero punto forte delle criptovalute. Per quanto si parli di criptovalute, secondo me è il blockchain, ovvero questo registro di natura distribuita su un network di soggetti che condividono un medesimo software, è il punto di forza della rivoluzione delle criptovalute. Perché? Perché va questa tecnologia a infiltrarsi in ambiti che diciamo non hanno nulla a che fare con la finanza, ed è una tecnologia che ha la capacità di rivoluzionare e di disintermediare una serie di attori che dalla scrittura del codice di Hammurabi in poi hanno detenuto il controllo dell'operatività della vita sociale di intere generazioni. Parlo della burocrazia. Quindi siamo in una sede peraltro, come dire, consona a questo tema. Perché? Perché il potere disruptive, rivoluzionario di cui parlavamo all'inizio, è proprio relativo al fatto che la condivisione di dati su network di soggetti pari tra loro, che tengono evidenza di dati che ad oggi sono di pertinenza esclusiva di alcuni soggetti, notai, commercialisti, registri delle imprese, registri del catasto, registri degli immobili, anagrafi e quant'altro, hanno da sempre rappresentato lo scettro del controllo nei più svariati ambiti. Ecco,
Quindi, tanto per dirne uno, ma gli esempi sarebbero stati veramente tanti, l'Estonia, uno stato vicino a noi, ha recentemente utilizzato questa tecnologia del blockchain, ad esempio per quanto riguarda l'anagrafe della popolazione, gli estoni, e anche per un tentativo di sostituire il registro del catasto con una tecnologia di questa natura. Poi ovviamente ci sono tutti i soggetti un po' più afferenti al mondo della finanza che hanno stanno utilizzando in versione beta e hanno in taluni casi già sostituito i sistemi di regolamento, quindi di definizione delle transazioni tra di loro, al fine di fare cosa? Al fine di ridurre i costi, al fine di ridurre gli errori e al fine di limitare la perdita di dati potenziale che deriva dalla organizzazione di questi dati. Quindi, se uno inizialmente pensa alle criptovalute come un fenomeno finanziario in senso stretto, qualcosa su cui investire, fare speculazioni, poi ce ne parleranno gli altri colleghi di questi temi qui, probabilmente sta prendendo un abbaglio, perché in verità il potere trasformativo che c'è dentro questa tecnologia è prevalentemente sotto traccia, perché la blockchain in realtà ha la capacità di sostituire intere schiere di operatori e di lavori, per come li conosciamo noi, tramite l'utilizzo di sistemi informatici, di questi software che vengono utilizzati dalle più svariate società. Vi ho messo qui IBM, Microsoft, Toyota, quindi nomi che non sono strettamente legati al mondo della finanza, anzi per nulla. Possono utilizzare questi registri e la capacità di distribuirli sul loro network per le finalità più varie. La gestione delle compravendite, la gestione dei flussi di magazzino, soprattutto quando sono molto dislocati a livello territoriale e geografico, e quindi l'attenzione che tipicamente sui giornali e sui quotidiani viene rivolta alle quotazioni quotidiane del Bitcoin, in realtà sono malposte, perché su questi settori invece le cose stanno cambiando, e anche sul serio. Tutte rose e fiori? No, ci sono dei limiti, anche delle criticità rispetto all'utilizzo del blockchain. Perché? Perché il successo del Bitcoin come valuta crittografica nasce dal fatto che il signor Satoshi, nella definizione dell'algoritmo che genera i Bitcoin, cosa ha fatto? È riuscito per la prima volta a definire la transazione tra soggetti che si scambiano un Bitcoin in maniera anonima. Il Bitcoin non è il primo strumento di pagamento virtuale che esiste nella storia, ce ne sono stati alcuni antecedenti anche sin dagli anni '80 sui circuiti privati di internet e quant'altro, ma il Bitcoin è l'unico che è riuscito a coniugare i termini dell'anonimato con i termini della impossibilità di spendere due volte la stessa unità di conto. È questo che ha reso il blockchain del Bitcoin rivoluzionario. Chiaramente, quando quella caratteristica la si applica in un ambito strettamente monetaristico è eccellente. Quando la si declina in un contesto industriale, ecco che il totale anonimato delle transazioni che avvengono su quel certo circuito di scambi probabilmente non è una dote che il gestore della rete vuole avere, e quindi capita spesso che alcuni di questi grandi operatori di cui parlavo prima, per poter utilizzare la tecnologia a registro distribuito, debbano abbassare il grado di anonimato che c'è nello scambio delle informazioni. Tipicamente lo scambio di un Bitcoin avviene tramite la condivisione di due chiavi, una pubblica ed una privata. La transazione avviene quando la chiave pubblica viene coniugata alla transazione sulla catena alla quale si attacca la chiave privata, che è quella del soggetto che detiene il Bitcoin. Un po' complesso, però i tempi non ci consentono di approfondire oltre. Pertanto, in ambito industriale,
Alcune criticità stanno emergendo sul concetto di blockchain perché? Perché l'utilizzo del blockchain stesso, della tecnologia, richiede un abbassamento degli standard di sicurezza e questo per grandi organizzazioni e grandi istituzioni è un tema sul quale una soluzione condivisa non si è ancora raggiunta. Il Bitcoin invece, il Bitcoin come moneta, e qui torniamo ancora al nostro professor Miani, cos'è? Le definizioni sono sfuggenti. Diciamo che la Banca Centrale Europea la definisce una moneta open source non centralizzata. A sinistra di questa slide vedete la definizione classica di moneta: un mezzo di scambio, un'unità di conto che sia riconoscibile, divisibile, trasportabile, trasferibile e la cui quantità venga controllata da qualcheduno. Il Bitcoin invece no, il Bitcoin è una moneta open source, vuol dire che nasce su un network di soggetti che la genera, non dipende dalla fiducia di nessuno perché è la crittografia che sostituisce la fiducia, e la si potrebbe in prima approssimazione considerare una sorta di contante che viaggia solo nell'etere. Ma le cose stanno cambiando. Cambiano perché? Perché il Bitcoin di per sé ha avuto un andamento, questo è il valore della capitalizzazione di mercato, ok? Quindi quanto valgono in termini di dollari i Bitcoin ad oggi esistenti. Questo grafico dovrebbe immediatamente farvi rivedere il primo grafico che vi ho fatto vedere, con cui ho esordito la presentazione, cioè l'andamento della ricerca della parola Bitcoin su Google, è identico. Quindi qui stiamo parlando di qualcosa che ha avuto un effetto traino, come una rete da pesca a traino, che si è tirato dietro tutto. L'andamento del prezzo ha fatto aumentare la popolarità del Bitcoin, quindi la sua capitalizzazione di mercato e quindi la voglia di capire di che stiamo parlando. Questi dati, per amor di patria, si fermano anche loro a fine gennaio. La capitalizzazione di mercato è salita scesa di 40 miliardi di dollari nel giro di 2 settimane, quindi qualcosa di veramente incredibile. Più interessante invece è questo grafico che vi dice: la gente, per poter comprare questi Bitcoin, ha dovuto anche fare qualcosa. I Bitcoin non si possono comprare al supermercato, salvo i nuovi bancomat di cui parlavamo prima. La procedura standard è quella di aprire su un exchange, cioè su una borsa virtuale online, un proprio conto e dotarsi di un portafoglio, di un wallet. Il numero di portafogli, vedete, che si è aperto sullo stesso orizzonte temporale del grafico precedente ha avuto un andamento meno parabolico, ancorché violento verso la fine del 2017, e indica proprio il fatto che la gente non solo ha cercato, non solo ha visto le quotazioni, ma si è anche data da fare per diventare parte del gioco, ok? Quindi ha richiesto un atteggiamento attivo e non solo passivo da parte della popolazione mondiale. Tenete conto peraltro che un singolo soggetto può aprire più wallet, quindi non è indicativa necessariamente della popolarità diffusa. Ecco, questo dato non è granulare. I wallet non sono un wallet, un soggetto può avere più wallet e dunque i primi operatori in Bitcoin magari sono dotati di più wallet, ancorché fossero un soggetto singolo. Poi cos'altro? Il mondo delle monete virtuali è un mondo per nulla granulare. Questo grafico forse è un po' complesso. Cosa vi dice? Vi dice che a fine gennaio esistevano 1524 criptovalute, ok? Il Bitcoin come criptovaluta da solo rappresenta il 36%
del totale del mercato. Quindi stiamo parlando di un mondo che è estremamente polarizzato. Non sappiamo se per meriti anagrafici o per meriti qualitativi del Bitcoin, ma tant'è. Il Bitcoin e il suo figlio piccolo, il Bitcoin Cash, rappresentano il 41% della capitalizzazione globale di mercato delle criptovalute. Ethereum e Ripple a loro volta sono altre due monete virtuali che si distinguono dal Bitcoin per avere un altro tipo di blockchain dietro, un'altra architettura di condivisione e validazione delle transazioni. Rappresentano il 30%. Tutte le altre criptovalute, non arrivano al 30% della capitalizzazione globale di mercato. Quindi è un mercato che in questo momento è estremamente polarizzato su chi è arrivato per primo, in buona sostanza. Il Bitcoin è più vecchio, è quello che si è tirato dietro tutte le attenzioni e quindi la crescita del valore. Da un punto di vista, come dicevo, dell'accettazione globale del Bitcoin come moneta, le cose non sono per nulla omogenee a livello globale. Come sapete dalla navigazione per strada, verde vuol dire si passa, rosso vuol dire non si passa, arancione fai presto. Ecco, la mappa del mondo vi dice che ci sono alcuni luoghi che sono degli sponsor. Tanto più verdi sono, tanto più accettato il Bitcoin è come moneta nel senso stretto del termine. Le aree arancioni, gialle e rosse indicano che o si è in una fase di definizione oppure che non si può proprio utilizzare il Bitcoin per effettuare transazioni che siano sia su internet che fuori internet. Bisogna dire che bisognerebbe seguire le notizie quasi in flusso continuo per capire cosa succede. Ogni giorno la Corea, il Giappone, l'India, il Venezuela, ieri danno notizie di qualcosa che succede sul mondo della criptovaluta in quella giurisdizione precisa. Perché? Perché l'utilizzo di questa moneta come moneta in senso stretto va a scontrarsi con la regolamentazione preesistente. Dunque sistemi più aperti come quello europeo, come quello inglese, come quello statunitense sono più propensi ad avere in questa fase la circolazione di una valuta parallela che però è deregolata, o meglio non regolata dallo stesso regolatore che regola l'unità di conto preferenziale, e quindi il grado di accettazione a livello globale è estremamente variegato. Tendenzialmente possiamo dire che mentre su internet e quindi per lo scambio di beni e servizi che sono confinati sul network squisitamente virtuale, grosso modo non ci sono problemi. Quando si parla della compravendita di beni e servizi nel mondo reale, ecco, da città a città, da regione a regione, da stato a stato, le cose cambiano in maniera del tutto imprevedibile ad oggi. Bisogna ricordare da ultimo che questo tema, ancorché sembri una questione che è più vicina ai nerd, come si dice ogni tanto in gergo, che non agli specialisti, così non è. Così non è perché la BCE è dal 2012 che tiene il suo faro acceso sui Bitcoin, la Bank of England dal 2014 è una delle più attive nel senso della necessità di condividere un framework condiviso a livello dei più grandi player, quindi Giappone, area euro, Regno Unito e Stati Uniti, su un utilizzo che sia il più possibile condiviso ma anche capito sul sistema dei pagamenti che queste strutture gestiscono. E da ultimo, l'ultimo meeting di Davos in Svizzera ci ha dato la conferma che i più grandi player del mondo finanziario sono on the news, sono dietro e sulla notizia, perché il modo di fare e svolgere le attività di regolamento
di settlement, quindi come si dice, e anche di gestione dei flussi, di compravendita di tutta una serie di prodotti finanziari che sono un po' magari dietro le quinte, ma che rappresentano veramente poi il motore dell'industria finanziaria, si stanno spostando sulla blockchain. Pertanto chiudevo con questa frase: nella misura in cui la regolamentazione tarperà le ali all'anonimato delle transazioni, che è il vero punto forte o debole delle criptovalute, a quel punto verrà meno l'idea stessa di criptovaluta. Quindi più i regolatori andranno nella direzione di privare la criptovaluta della caratteristica del registro distribuito e dell'anonimato degli scambi, più la criptovaluta in sé non diventerà mai uno strumento largamente diffuso, tanto da far concorrenza alle monete tradizionali. Per cui sul Bitcoin il punto interrogativo rimane. Con questo direi che siamo arrivati alla fine. Grazie. Ringraziamo molto il relatore, spero che pur con qualche passaggio leggermente più complesso sia stato abbastanza comprensibile l'intervento. Io direi che senza pretesa di sintesi ci sono alcuni punti fermi su cui possiamo essere più o meno tutti d'accordo, e in particolare ne individuo due. Uno, che si tratta di una tecnologia che prescinde dalla moneta, prescinde dalla finanza, ma può essere applicata in molti campi, e questa innovazione potrà, lo vedremo col tempo, ma potrà produrre effetti anche molto forti. Oserei dire che non necessariamente nel campo finanziario, magari fra qualche anno ci ricorderemo di questa cosa applicata a qualcosa di completamente distante. Il secondo, direi, punto fermo, è un po' l'ultima cosa che è stata detta, ma è stata ripetuta più volte, è che almeno in questa fase probabilmente il motore del successo è l'anonimato. Ma questo è un fenomeno che nell'innovazione finanziaria si ritrova sempre, da anni, perché quando parte una cosa nuova, deregolamentata, fino a che non viene regolamentata, viene cavalcata da tutti per ottenere una serie di benefici fiscali di altro genere. Poi col tempo viene assorbita dalla regolamentazione, quindi può anche rimanere anonima, ma sotto una qualche procedura che la ingabbia un pochino, diciamo. È successo per tutti i prodotti. Vorrei però fare una considerazione collegata anche alla domanda che avevo fatto all'inizio. È veramente una moneta o non è una moneta? Perché tutti danno per scontato, dicono è una moneta diversa dalle altre monete, è una moneta senza controllori, senza pagare il dazio di essere di uno Stato piuttosto che di una banca centrale, eccetera. La mia impressione, sempre più, è che in realtà non sia una moneta, ma sia uno strumento finanziario nuovo, per cui magari lo etichettiamo come vogliamo, ma è uno strumento finanziario che, come anche altri strumenti finanziari, ma probabilmente in modo più efficiente, può essere utilizzato anche come scambio. Abbiamo tantissimi esempi di strumenti finanziari che hanno avuto, magari anche per un breve periodo, oppure per un segmento particolare del mercato, la possibilità di essere utilizzati per lo scambio. La mia perplessità nasce da una considerazione che cerco di sintetizzare, cioè uno dei requisiti della moneta è un po' simile, dovrebbe essere, se qualcuno di voi si è occupato di questo da un punto di vista un po' teorico, è comparabile a quella che è la caratteristica del metro, del litro, del chilo, cioè sono delle unità di misura che dovrebbero tendenzialmente rimanere un po' immutabili nel tempo, solo che essendo scambiate più monete, quindi c'è un mercato dei cambi, è difficile che rimangano immutabili. Ma qui bisogna aggiungere un concetto, lo definirei semplicemente come l'arte del banchiere centrale.
Cioè l'arte del banchiere centrale è fare in modo che la sua moneta, quella che emette lui, mantenga più o meno un valore stabile. Quindi se c'è più domanda lui la compensa aumentando la quantità, se c'è meno domanda la compensa riducendo. Se il ciclo economico è negativo riduce la quantità. Cioè dovrebbe l'arte del banchiere centrale assecondare la domanda e l'offerta per garantire che ci sia un equilibrio che mantiene questo metro abbastanza stabile. Quando una volta le misure erano diverse nei vari paesi, ci sono aneddoti di tutti i tipi, si scambiavano le merci e c'era sempre il problema che uno magari cambiava l'unità di misura. Poi le hanno normalizzate e il problema non c'è più. Nelle monete è un po' lo stesso. Allora, il fatto che questo strumento, io lo chiamo strumento finanziario, poi magari sbaglio, abbia delle dinamiche di prezzo particolarmente volatili, mi fa pensare che sia più uno strumento di investimento, che può essere usato anche a scopo di scambio, di regolazione di debiti e crediti, ma è soprattutto uno strumento finanziario e in questa fase almeno viene usato più per motivi di investimento speculativi che per motivi monetari. Dopodiché, che possa in futuro andare verso una direzione diversa può essere, ma l'algoritmo in sé non genera quella condizione dell'arte del banchiere di mantenere una situazione né di inflazione né di deflazione. E quindi questi andamenti troppo oscillatori non lo rendono, se vogliamo dire che una moneta è una buona moneta, secondo me. Per essere una buona moneta dovrebbe essere tendenzialmente stabile nel tempo e se così fosse non interesserebbe agli speculatori che invece vogliono che sia instabile. Quindi questo è un po' il limite, può darsi che sia un limite temporaneo. Nella prima fase era poco noto, questo limite non scattava. Da quando c'è stato il boom l'utilizzo non ha implicito al suo interno un meccanismo di autoregolazione che tende a neutralizzare la correlazione tra quanti mi usano e il prezzo, perché altrimenti anche le monete normali dovrebbero, più sono scambiate, più sale il prezzo. Non ha senso per una moneta, a mio avviso. Quindi è una cosa che può essere molto interessante. In questa fase almeno credo che sia da classificare più come strumento finanziario che come moneta, sapendo che tutti gli strumenti finanziari hanno un diverso grado di vicinanza alla moneta. Per cui anche un'azione può essere usata per scambiare dei beni, però la moneta in sé è quella che è già moneta, quindi non ha bisogno di conversioni e fa da metro nel confronto, ma non tanto delle cose finanziarie, perché sarebbe banale, delle cose reali. Cioè l'utilità della moneta che consente di fare gli scambi su n beni senza avere n più 1 prezzi. Basta averne uno. N più 1 per ogni bene, cioè, quindi viene un numero infinito, perché dovrei sapere per ogni bene il prezzo di tutti gli altri quel bene. Se ho m beni, moltiplico questo per questo, ci viene una quantità di prezzi infinita. Invece con la moneta, che non è un bene ma è un'unità di conto, possibilmente stabile, riduco al minimo il numero dei prezzi, perché ce ne ho per qualsiasi bene un unico prezzo, quello in quella moneta, no? Non so se sono stato chiaro o se ho indotto più confusione. Per cui non è una critica, è un problema di classificazione. Poi, tra l'altro, di moneta sappiamo che c'è la moneta legale, c'è la moneta scritturale, ci sono vari livelli di aggregazione di moneta. Questo probabilmente non è il primo, può essere in uno stadio un po' più avanzato uno strumento che può essere usato anche per fare transazioni. Ma la sua caratteristica, almeno oggi, principale, data da queste oscillazioni troppo brusche, rende difficile considerarla una moneta in senso tradizionale. È più uno strumento finanziario che si presta all'investimento anche con un approccio abbastanza speculativo e quindi, come ovvio, con problemi di rischiosità piuttosto elevata, no? Per chi lo compra. E questo di solito non è caratteristica della moneta, perché di solito chi rimane liquido, perfettamente liquido, lo fa per non correre rischi. Ecco, ora, dopo queste brevi considerazioni, direi che nel prossimo intervento, Andrea, se ti puoi accomodare, cerchiamo di capire due cose. Uno, come si compra e si vende questo strumento, quindi quali sono le modalità di utilizzo, i contratti applicabili,
quelli più semplici, magari forse qualche accenno hanno fatto anche un derivato su queste cose. E poi in secondo luogo, quali sono gli squilibri principali che fino ad ora abbiamo visto, per cercare di capire se la cosa può essere usata in modo comune o se ci sono condizioni di rischio tali da accendere un attimino una luce di attenzione particolare quando si va in questo campo, perché magari è un campo un po' minato e se uno proprio non è completamente di approccio speculativo è meglio che stia un po' alla larga. Grazie Andrea. Grazie professor Miani per l'introduzione e un buon pomeriggio a tutti, anche grazie dell'invito. Io cercherò appunto di seguire questa agenda in cui avevo ipotizzato un inquadramento teorico, ma l'ha già fatto fin troppo bene il professor Miani e prima ancora Domenico Antonio De Giorgio, parlando delle ipotetiche funzioni di una ipotetica moneta come può essere Bitcoin, o meglio ancora lo strumento finanziario in realtà, perché come noi sappiamo la moneta ha tre grandi funzioni: mezzo di scambio, riserva di valore, unità di conto. Unità di conto ne ha parlato molto bene Domenico Antonio. Per quello che riguarda il mezzo di scambio, è vero che si accettano bitcoins, 2 settimane fa anche hanno iniziato alcuni cantoni svizzeri ad accettarli, vediamo Amazon, ma non solo. Dall'altro lato però, ecco, un elemento che magari non è stato sottolineato: dobbiamo anche ipotizzare sempre come moneta, differentemente dalle monete tradizionali che sono passività delle banche centrali, i bitcoin hanno un limite massimo, okay, ipotetico nella loro formulazione, che sono circa 21 milioni di unità. Ora siamo a 17,5 milioni e questo potrebbe davvero comportare anche importanti conseguenze per quello che riguarda il prezzo finale dei bitcoin nel momento in cui si arriva alla produzione marginale degli ultimi bitcoin. Quindi certamente sono problematiche molto importanti per quello che riguarda bitcoin moneta oppure bitcoin strumento finanziario, che sarà appunto il fulcro del mio intervento. Cioè io vorrei farvi vedere quali sono i contratti finanziari applicabili ai bitcoin, quindi un intervento un pochino più spinto dal punto di vista dell'intermediazione finanziaria e della tecnica, e un pochino di anomalie di mercato, considerando anche che i bitcoin hanno delle problematiche relative. Alla fine vedo anche qualche ragazzo che fa il corso di economia degli intermediari finanziari. Le azioni si valutano. Ci sono diversi modelli per valutare il valore intrinseco di un'azione. Quanto vale Fiat? Quanto vale Unicredit? Possiamo applicare tantissimi modelli, modello dei dividendi, modello di Gordon, multipli, price earning, ma se io vi chiedo quanto vale un Bitcoin, vedete che non è semplice. Valutare Bitcoin non è davvero semplice, a tal punto che qualcuno ha detto: guardate, il Bitcoin non ha un valore intrinseco. Come faccio a applicare il modello di Gordon o il modello a 2 stadi per valutare un Bitcoin? E questo è un grande problema. L'altro grande problema relativo ai mercati finanziari Bitcoin è quello che diceva il professor Miani, cioè l'instabilità del valore. Vi farò vedere che Bitcoin, rispettivamente ad altre valute che noi consideriamo forti di riferimento come euro e come dollaro, diciamo, non necessariamente ha avuto la stessa stabilità rispetto ai rapporti di cambio marginali. Allora voi mi potete dire: va bene, ma anche se io confronto l'euro con valute emergenti come può essere il rand sudafricano, la lira turca, anche quelle hanno una certa instabilità e fortissime fluttuazioni giornaliere, potete vedere anche oggi. Però dall'altro lato davvero il Bitcoin ha un'instabilità eccessiva di valore, vi farò vedere il grafico. Poi dall'altro lato qualcuno inizia a dire: è una bolla. Avete già visto qualche grafico di Domenico Antonio, io ve ne farò vedere altri. Domenico Antonio ha già nominato la tulipani mania, per tradurla all'italiano, e vi farò vedere che anch'io ho ipotizzato un altro paio di grafici. Quindi questo è quello di cui parlerò, partendo appunto anche prendendo come spunto la domanda iniziale: come diavolo faccio a comprare i Bitcoin? Vorrei dirvi come si fanno a comprare i Bitcoin. Ci sono delle modalità tradizionali e delle modalità un po' più spinte sulla tecnicalità di carattere finanziario. Le modalità tradizionali le avete sentite anche nella prima introduzione, cioè l'exchange, ci deve essere un exchange autorizzato su cui può esserci aperto un conto corrente ricaricabile con un bonifico bancario. Vi ho messo un nome, The Rock Trading, e questa è la modalità principale. Ci sono gli ATM che sono stati introdotti prima, adesso ho saputo che ce n'è uno anche a Udine. Sono assolutamente simili a sportelli bancari,
e c'è un inserimento di contanti verso l'invio ai bitcoin. Quindi questo, prima ce n'erano solo una decina, adesso veramente troviamo questi ATM, potremmo definire neanche virtuali, sono fisici in diversi punti d'Italia. Ci sono dei siti internet come BitBot che consentono di comprare bitcoin e ci sono delle community online che consentono e che agevolano il passaggio di bitcoin tra privati. Ve ne ho messa una come local bitcoin. Questo io potrei chiamare queste modalità di acquisto come acquisto di bitcoin fisico, cioè quello che noi chiamiamo bitcoin cash. Guardate che non è da poco questa distinzione, perché questo bitcoin cash io lo immagino come bitcoin mezzo di scambio alla fine, come acquisto di moneta fisica, di moneta cash, che riguarda l'elettrocardiogramma piatto che vi ho fatto vedere Domenica Antonio De Giorgio prima. Perché? Perché da fine, direi da metà 2017, in realtà quello che noi vediamo è veramente il proliferarsi di nuovi contratti finanziari applicati ai bitcoin. È questo che il mercato guarda, questo dobbiamo considerarlo. Io partirei dagli ultimi. Veramente gli ultimi contratti finanziari, che sono quelli che stanno avendo davvero più successo, sono i future sul bitcoin. Ci sono due grandi mercati, veramente per chi bazzica all'interno dei mercati sono davvero enormi, il Chicago Mercantile Exchange e il Chicago Board of Trade, che hanno instaurato due future sul bitcoin. Allora vi farò vedere adesso che comprare bitcoin future su questi mercati comporta delle complessità che non si hanno semplicemente nel momento in cui si acquistano bitcoin fisici sull'ATM. Davvero si deve essere esperti, si deve conoscere determinate strutture dei future, si deve conoscere un contratto derivato come è strutturato, si deve stare attenti. Devo dire che anche in Italia un'altra modalità per comprare bitcoin è la modalità CFD, cioè il contratto per differenziale. È un contratto che si è molto sviluppato nel corso degli ultimi anni, vi spiegherò come funziona. In realtà è un simile ad un contratto derivato, il cui valore deriva da una serie di attività sottostanti, e davvero chi tratta bitcoin in Italia li tratta essenzialmente sui CFD. Ci sono dei fondi comuni di investimento su bitcoin aperti che sono un pochino più agevoli nella comprensione, mentre vi ho messo un punto di domanda. La frontiera ultima, che deve essere ancora approvata dalla SEC, quindi dall'autorità americana, la Consob americana potrei dire, è diciamo l'approvazione di strumenti finanziari noti come Exchange Traded Funds, in realtà si parla più di notes, ma su questo vi dirò qualcosa dopo, che si appoggiano sui bitcoin. Quindi vedete, il mercato finanziario che opera nei mercati finanziari guarda questo, non guarda più l'acquisto dei bitcoin fisici, ed è per questo che io cercherò di parlarvi appunto di bitcoin come riserva di valore, che è questo l'elemento fondamentale. Allora, future sul bitcoin, parlo del primo elemento. Per chi va in quei due mercati che vi ho detto, quindi CME e il Chicago Board of Trade, e va a comprare bitcoin, deve considerare che prima bisogna conoscere che cos'è un future. No? Quindi è uno strumento derivato in cui un contratto che si appoggia su un'attività sottostante, che appunto è il bitcoin, in cui io, Andrea Paltrinieri, mi obbligo ad acquistarlo o a venderlo, un determinato bitcoin ad un determinato prezzo. Oggi valevano $10.330 prima di iniziare l'intervento, ad una data futura, cioè ipotizzando fra 2 mesi. Allora voi capite che non avete il bitcoin sotto il comodino nel momento in cui lo comprate ad un future, bensì dovete già porvi un problema se ci sia un regolamento fisico oppure un cash settlement. Cioè, cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che quando si arriva alla data futura, cioè fra un mese, io se mi sono obbligato a comprare dei bitcoin, posso trovarmi in due situazioni: in una in cui devo dare $10.330 e aspettarmi un bitcoin fisico, o dall'altro lato semplicemente il cash settlement nel momento in cui c'è un differenziale, cioè magari vale $11.000 e allora mi vengono accreditati $700. Ecco, tenete conto che la physical delivery, come c'è scritto qua, non può esserci nel bitcoin, proprio perché il bitcoin non è fisico, e di conseguenza già si entra nel meccanismo del cash settlement. Quindi già se voi operate nei future e si inizia a operare nei future, si deve stare attenti alle variazioni giornalieri dei prezzi dei bitcoin, e si deve stare attenti anche al passaggio da una scadenza all'altra. Cioè alla fine nei future, quando si arriva ad un periodo, maggio, giugno, scade quel periodo, il contratto è finito, si dice si ha l'expiration. Quando il contratto è finito, uno è morto, cioè o passa in un contratto successivo oppure la sua posizione è decapitata. Questo passaggio da un contratto successivo si chiama rollover, cioè
io dico vendo il future un secondo prima rispetto alla scadenza e passo al contratto di giugno. Voi dite una cosa che per chi opera in finanza non è tanto particolare, vero? Però per i bitcoin, un pochino come per le materie prime, è particolare. Infatti, Domenico Antonio De Giorgio prima ha detto il bitcoin è una moneta o una materia prima. In realtà ha una struttura della curva che è simile a una materia prima, perché come vedete, questa l'ho presa ieri come curva, vedete che ci sono delle scadenze, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, in cui il bitcoin non ha un unico valore, ma ha dei differenti valori. A febbraio ieri valeva 10.605, a marzo valeva 10.620, giugno 2018 valeva 10.850. Vedete che i prezzi sono diversi? Quindi nel momento in cui voi chiudete un contratto a febbraio, ipoteticamente, lo riaprite a marzo e poi eventualmente lo riaprite a giugno, nel momento in cui scadono tutti i contratti, i prezzi sono differenti e voi dovete posizionarvi in contratti che hanno un valore superiore. Questo per le posizioni di lungo periodo può essere veramente molto deprimente nelle performance. Una struttura del genere noi tecnicamente la chiamiamo per contango. Vi lascio stare come mai la chiamiamo per contango, in realtà dipende dal cost of carry e dalla convenience yield. Ma quello che vi voglio dire è, provate a immaginare se voi comprate un bitcoin a giugno 2018 che vale 10.850, vi scadono gli altri contratti e un secondo dopo vi ritorna 10.605. Quindi vedete che avete già una variazione percentuale negativa che vi deprime le performance, e questa è una condizione tecnica molto molto rilevante che vi comporta performance negative a parità di prezzo. Noi tecnicamente sta roba qua la chiamiamo negative roll yield, cioè vuol dire che io pur rimanendo fermo ci perdo. Questo non è da poco e non è come comprare un bitcoin fisico, ok? Questo primo elemento. Secondo elemento, contratto per differenza. Anche qui davvero ci sono molti italiani che usano il contratto per differenziale per comprare bitcoin. Cosa succede? È molto semplice questo contratto, si paga un tasso di interesse e si riceve il rendimento del bitcoin. Quindi chi compra il CFD sul bitcoin, banalmente che cosa compra? Compra la prima scadenza, compra a febbraio. Okay, quindi chi compra il CFD sa di comprare la scadenza del febbraio di Bitcoin, e quindi per quello vi ho scritto all'interno di questa slide importanza del contratto principale. Quindi da questo dovete capire che se volete andare a comprare Bitcoin con strumenti finanziari derivati non vi basta sapere il prezzo che vedete in internet, ma dovete ben conoscere la struttura della curva forward. Prego. Vorrei capire cosa c'entra Bitcoin con future. C'entra che purtroppo Come lei sì. sta spiegando il future. Sì. Il Bitcoin non c'entra niente. È un Bitcoin su future. Se parliamo di Bitcoin, parliamo di Bitcoin. Il future è un valore determinato su prospettiva del valore del Bitcoin. Non c'entra niente. È Stiamo parlando del contratto. Assolutamente no. Stiamo parlando di come si può operare su Bitcoin, no? Rimanete nel vostro mondo. Ok. Questo è molto finanziario, non è il nostro mondo. Lei può lavorare sul dollaro o sul derivato sul dollaro. Informazione concreta sulle criptovalute. È uno dei modi con cui si lavora sulle criptovalute. Dopo potete... Poi facciamo domani. Va bene, purtroppo comunque, ahimè, i contratti... Io compro un Bitcoin. Sì. Compro un Bitcoin e viene determinato un valore finale. Il future è un'altra cosa, completamente non c'entra niente con le criptovalute. No. Ok. Scusate un attimo, solo una precisazione. I mercati sono interconnessi, il mercato di qualsiasi cosa, se c'è anche una serie di contratti su quella, il valore anche della cosa sottostante è collegata all'insieme del mercato. Per cui quando c'è un future su uno strumento, lo strumento sottostante ha un prezzo che è collegato a tutte le transazioni su quello strumento. Quelle Per spiegare le criptovalute, non nel caso del valore. Anche, ci sono delle correlazioni. Io sono da 3 anni e mezzo nelle criptovalute. Va bene. Comunque, Sì. scusate un attimo, Ok, certo. facciamo finire la relazione perché ha ancora pochi minuti e deve parlarci delle anomalie, poi le domande le facciamo alla fine. Ok, perfetto. In realtà ci sono tantissimi contratti finanziari che si appoggiano sui bitcoin, quindi non solo posso comprare bitcoin fisico, ma posso comprare anche bitcoin derivato, tra cui fondi comuni di investimento aperto. In realtà vi faccio
faccio vedere anche il rapporto di cambio Bitcoin con altre valute di riferimento, che può essere Bitcoin dollaro e Bitcoin euro. Vedete com'è la volatilità, ok? Quindi stamattina eravamo a 10.350, quindi vedete che abbiamo avuto un picco di 20.000 punti e vedete qual è la rilevante volatilità del Bitcoin dollaro. Allora, quello che vi volevo dire, facendo poi lo stesso Bitcoin euro, quello che vi volevo dire, qual è il profilo di rischio rendimento Bitcoin? Visto che noi possiamo comprare Bitcoin con diversi contratti, non necessariamente fisico, ma anche un contratto derivato, che conviene inserire il Bitcoin all'interno di un portafoglio, e in realtà la letteratura si è molto espressa in modi differenti su questo. Se voi guardate nel periodo 2011-2015, quindi fino al 2016, diciamo, uno dei momenti e dei modi per stimare il profilo di rischio rendimento dei Bitcoin è vedere qual è il loro legame con gli altri asset all'interno di un portafoglio, cioè dire, se io ho un portafoglio costruito con determinate asset di attività, azioni, obbligazioni, a moneta oppure a classi di attività alternative, l'idea è quella di vedere se inserisco Bitcoin con qualsiasi forma contrattuale all'interno di un portafoglio, che cosa mi fanno avere, qual è il profilo di rischio rendimento del portafoglio. In realtà ci sono stati diversi studi, i primi studi stanno iniziando ad uscire adesso e hanno mostrato una debole correlazione tra i Bitcoin e i principali asset, a tal punto che una debole positiva correlazione viene, il Bitcoin in questo modo verrebbe identificato come diversifier asset, cioè un asset che comunque mi aiuta a diversificare il portafoglio, e tra l'altro alcuni studi hanno veramente dimostrato una forte correlazione con gli indici asiatici. Ma vedete qual è il campione di riferimento? Il campione di riferimento è il periodo 2011-2015, cioè gli studi che vengono pubblicati adesso chiaramente guardano i Bitcoin da un punto di vista dal presente fino al passato. In realtà, se guardiamo quello che succede nei mercati finanziari, guardiamo l'ultimo periodo, ci sono dei risultati più incerti. Ad esempio qui ho costruito un coefficiente di correlazione a 90 giorni tra tutte le cryptocurrency, quindi vedete non solo Bitcoin, anche Ripple. Adesso, al di là di tutti i dati, vedete che tra loro le cryptocurrency hanno una fortissima correlazione, quindi comprare Bitcoin o comprare Ripple all'interno di un portafoglio, diciamo, vorrebbe dire comprare più o meno la stessa cosa. Le correlazioni tra 0,57 e 0,9 sono davvero molto molto alte. Permetta, Ripple non è una criptovaluta, è una valuta. Sì. Ma non è una Sì, va bene. No, ha ragione. Cryptocurrency in generale, il mondo del cripto. Va bene, ok. Comunque, considerando il fantastico mondo delle valute, chiamiamole così, noi diciamo che questo studio di JP Morgan, quindi all'interno, se noi consideriamo il Bitcoin, ad esempio, coefficiente di correlazione con il VIX, invece che è un indicatore di volatilità, vediamo che il coefficiente di correlazione è piuttosto negativo, cioè 0,31. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se io inserisco Bitcoin all'interno di un portafoglio, insomma, posso avere anche un certo legame, in questo caso negativo, con l'indice VIX, che è un indice di volatilità, ok? E penso che ultimamente l'abbiate sentito. Questo che vi volevo far vedere, se mi consentite, far vedere l'andamento dei Bitcoin nei confronti dello Standard & Poor's 500 Future. Vedete che anche se sembra che la correlazione tra diverse classi di attività possa essere un pochino, come dire, piuttosto bassa, vedete che alla fine, nell'ultimo periodo, se guardate febbraio 2018, io mettendo nello stesso grafico i Bitcoin e lo Standard & Poor's 500 Future, che è l'indicatore, uno degli indicatori principali dei mercati finanziari, vedete che in realtà l'andamento è molto similare. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i Bitcoin nell'ultimo periodo hanno seguito l'andamento degli asset class più rischiose, tra cui lo Standard & Poor's 500 Future, che può essere un indicatore, diciamo, tra i più importanti. E infatti, guardando la correlazione a 90 giorni tra lo Standard & Poor's 500 e il Bitcoin, che cosa si è dimostrato? Che cosa si vede? Che diciamo è ai massimi del periodo. Questo che cosa sta a dire? Che nell'ultimo periodo, proprio quando il Bitcoin è diventato un asset, diciamo, che ha avuto rilevanza internazionale, la correlazione con forse il principale indice internazionale è andata ad esplodere, ovvero il Bitcoin sta diventando sempre di più un asset class di attività rischiosa.
Ok, questo è quello che ci viene detto. È una bolla speculativa? Non lo so, ad ognuno l'ardua sentenza. Qui ci sono 3 grafici in cui ho messo assieme i bitcoin, l'andamento dei bitcoin in rosso, l'andamento in verde, e con altre bolle, cioè la Tulip Mania, come ha detto Domenico Antonio, la bolla del Mississippi, la South Sea Bubble, e vedete che insomma se guardiamo il controvalore complessivo delle bolle vediamo che il Bitcoin, in realtà questo è un grafico che ho un mese fa, insomma perlomeno il controvalore dei Bitcoin è davvero molto rilevante. Se poi lo mettiamo anche all'insieme alle bolle un pochino più recenti dal punto di vista finanziario, vedete il Bitcoin con il grafico viola, mentre l'indice Nasdaq, che è l'indice dei titoli tecnologici, che nel 2000 ha avuto una fortissima bolla e che dopo è andata a decrescere, diciamo, dopo il 2000, segnata in blu, ecco, vedete, potete fare anche voi le vostre considerazioni e vedere quali possano essere le potenzialità del Bitcoin, in questo caso cash, all'interno di un insieme di indici che hanno anche loro avuto i suoi periodi di alti e di bassi, cioè la bolla tecnologica e il Bitcoin cash. Vi lascerei guardando qual è la capitalizzazione del Bitcoin, che vedete come ultimo elemento, come piccolo elemento, sembra che insomma per il momento possa davvero raggiungere la capitalizzazione anche di grandi imprese come possono essere Amazon e Apple. Chiaramente nel momento in cui ci avviciniamo a 19-20 mila dollari la capitalizzazione di Bitcoin davvero può essere molto rilevante. Io per quello che riguarda, al di là della letteratura scientifica dei Bitcoin, perlomeno ho finito. Grazie. Se posso, anche qui molto brevemente, ribadendo quello che ho detto prima di iniziare, che non siamo qui per fare né processi né beatificazioni, siamo qui per cercare di capire un po' di più su questo argomento, quindi non è che dobbiamo schierarci nella squadra dei tifosi dell'uno o dell'altro, quelli che lo vogliono, quelli che non lo vogliono, perché almeno per quanto mi riguarda mi è assolutamente indifferente, io non sto in nessuna delle due squadre. E quello che volevo segnalarvi dell'intervento, perché probabilmente molti l'hanno capito, forse qualcuno non ha colto perché ci sono anche degli aspetti tecnici, cioè il fatto di andare a parlare di correlazione con altre attività, strumenti, eccetera, è un discorso utile per una logica di costruzione di un portafoglio di investimenti, perché se noi trovassimo che c'è una nuova cosa, Bitcoin piuttosto che un'altra, che non ha nessuna correlazione con quello che abbiamo nel nostro portafoglio, potrebbe essere un qualcosa che ci diversifica un po' il rischio e in qualche misura ci protegge dalle caratteristiche di rischiosità del portafoglio che già abbiamo. Sempre a condizione però che non abbia di per sé elementi di volatilità talmente esasperata da darci un contributo di ulteriore volatilità. Ma se non è correlata anche una cosa abbastanza volatile, è comunque interessante perché si muove con logiche diverse dagli altri investimenti. Cosa diversa invece è comprare solo quello. Cioè, quando uno compra una sola cosa, secondo me è un cretino. Qualunque sia la cosa, qualunque sia. Perché è in balia cioè cavalca un'idea, è come giocare a Totocalcio, perché qualsiasi cosa può essere più rischiosa o meno rischiosa, ma mettere tutto su una cosa bisogna essere stupidi. È come andare al casino e puntare tutto sul numero, se esce bene, se no ha mangiato tutto. Allora invece la logica è ricercare strumenti che ci aiutano a migliorare la nostra combinazione di investimento mettendoli insieme con qualche criterio logico, e qui la ricerca di nuovi strumenti secondo me è sempre intelligente perché può dare un contributo a migliorare i nostri comportamenti, quindi ben vengano, ma bisogna capire come si comportano per vedere come inserirli eventualmente, no? Quindi da questo punto di vista questo ragionamento delle correlazioni può essere molto interessante, perché se uno capisce che comunque qualsiasi cosa con certe caratteristiche abbinata ad altre con altre caratteristiche riduce il rischio, dopodiché deciderà lui quanto rischio correre, ma migliora la sua situazione. Era solo questo che volevo dire, quindi non è un discorso pro o contro, è come usarli.
Allora il modo migliore di usare qualsiasi strumento di investimento, se parliamo sul fronte degli investimenti, non su quello dei mezzi di pagamenti, è riuscire a sfruttarne le sue caratteristiche, qualsiasi esse abbiano, perché altrimenti diventa un po' così una guerra di religione che, vabbè, una volta vanno i tulipani, un'altra volta un'altra cosa, ma abbiamo visto come sono finiti tutti, no? Quelli che sono monoprodotto. Invece qualsiasi cosa può essere utile per migliorare le caratteristiche di un portafoglio con diversi gradi di rischio in funzione della propensione al rischio del singolo. Adesso passiamo all'ultima relazione, dove cerchiamo di cogliere essenzialmente due dei profili che sono, da un lato, l'anonimato e quindi il punto di forza di riuscire a eludere una griglia di regole fiscali, legali e così via, dall'altro sono però anche il limite, perché poi se lo scopo di questo strumento è solo eludere queste regole, probabilmente è segnato, nel senso che prima o poi le regole si modificano per eliminare lo strumento o comunque per contenerlo moltissimo. Quindi c'è un problema questo è successo in tutti i prodotti finanziari, quando nascono il fisco non sa che ci sono e quindi non c'è una norma sulle tassazioni, fin tanto che qualcuno non va ad applicare un criterio o non cambia la norma. Allora, da questo punto di vista, questo dualismo, no? È una grande opportunità ma è anche un grande rischio, perché se poi si volessero accanire contro questo strumento, come in qualche paese è successo, qual era quel paese dove gli tagliano le mani a chi le usa? In Bangladesh. Il Bangladesh ha fatto una norma che taglia le mani a chi usa le criptovalute, che mi sembra una norma un po' strana, ma voglio dire, allora il rischio è che se poi queste cose si usano solo per fare le furbate, ci sono delle reazioni opposte altrettanto stupide, no? Invece bisogna capire come possono dare un contributo per risolvere in modo brillante certi eccessi, forse anche normativi, regolamentari, eccetera, ma senza diventare l'alibi per fregare tutti, insomma. Quindi l'anonimato non è di per sé negativo, è come lo usi, come la pistola. Se uno la usa per difendersi non è negativa, se uno la usa per andare in giro a sparare è negativa. Qualsiasi strumento è la persona che lo usa, no? È come lo usa, l'attitudine. Quindi io mi chiederei proprio schematicamente di metterci sulla bilancia l'opportunità e il rischio dal punto di vista legale generale, poi in particolare fiscale, perché forse è quello che potrebbe anche trainare di più, insomma. Benissimo, grazie a lei per lo spunto interessante. Io farei diciamo, da bravo tributarista, faccio un passo indietro e cerco, al di là del tecnicismo della criptovaluta, andare a trovare nel nostro ordinamento quella che possa essere una definizione dal punto di vista legale per capire questi oggetti come sono definiti. Sono stato in grado di trovarlo all'interno di un comunicato di Banca d'Italia che dice che le valute virtuali sono sostanzialmente delle rappresentazioni digitali di valore utilizzate come mezzo di scambio o detenute per scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Già da questa definizione capiamo bene che l'associare il termine moneta a questi oggetti che navigano nel nostro sistema economico è abbastanza improprio, perché questi oggetti non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale, quindi non sono né emesse né garantite da una banca centrale né vigilate da alcuna autorità pubblica. A questo punto, se le criptovalute, le valute virtuali, non hanno corso legale, non devono necessariamente essere accettate per l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere utilizzate, sottolineo possono essere utilizzate, per acquistare beni o servizi solamente quando il venditore accetta questo come mezzo di pagamento. Inizialmente le abbiamo viste sotto forma di valute non convertibili, perché erano utilizzate in, diciamo, videogiochi online, social network, e quindi la spendibilità della valuta virtuale era solamente all'interno della comunità che l'aveva adottata. Poi c'è stato un passaggio parzialmente convertibile, ovvero si possono acquistare
con moneta tradizionale, ma poi non è più possibile riconvertirle in valuta tradizionale, fino a vedere fenomeni di valute virtuali che sono pienamente convertibili, ovvero che si possono acquistare e rivendere in cambio di moneta tradizionale. Sebbene ogni valuta virtuale abbia le sue caratteristiche, alcune, 4 ne ho identificate, meccanismi di funzionamento sono comuni a tutte le valute virtuali. Sono create da un emittente privato, sia esso centralizzato oppure diffuso, abbiamo visto con l'intervento in apertura il meccanismo della blockchain, quindi algoritmi e software altamente sofisticati che in modo distribuito creano le valute virtuali. Non sono fisicamente detenute, perché sono movimentate esclusivamente attraverso un portafoglio elettronico, il wallet a cui ci riferivamo prima, che ciascun utente può salvare sul proprio computer piuttosto che consultarlo in cloud, quindi via internet, al quale si accede tramite una credenziale, una password. Possono essere acquistate con moneta tradizionale su una piattaforma di scambio, ovvero ricevute online, se qualcuno da un proprio wallet lo trasferisce al nostro wallet, e sostanzialmente le transazioni, e questo è il meccanismo della blockchain, sulla base del quale vengono trasferite le valute virtuali, sono irreversibili. Prima della successiva slide, la domanda: ma in Italia questa roba può circolare? Io mi sono posto questo quesito un paio di anni fa, quando un mio cliente mi chiede: ma io i miei dipendenti li posso pagare in Bitcoin? In Italia sì. In questo momento, di nuovo la Banca d'Italia ci aiuta, ci dice che l'acquisto, l'utilizzo e l'accettazione in pagamento delle valute virtuali debbano allo Stato ritenersi attività lecite. Le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale. Quindi sì, purché qualcuno ci accetti il pagamento tramite una valuta virtuale, noi possiamo estinguere una nostra obbligazione in Italia attraverso l'utilizzo di una valuta virtuale. Certo, e qui per rispondere alla domanda del professor Miani, ci sono una serie di luci e ombre sulle transazioni regolamentate attraverso l'utilizzo di valute virtuali. In primo luogo perché sono completamente assenti le tutele legali che normalmente accompagnano le operazioni che invece vengono regolamentate in valuta legale. Inoltre c'è una totale assenza di forme di controllo. Questa, scusate, l'abbassamento della voce, è la latitudine di Udine rispetto a Roma che ha fatto i suoi effetti. È una totale assenza di forme di controllo, proprio perché non c'è nessuna autorità a vigilanza e quindi nessuna autorità in Italia che regolamenta la circolazione delle valute virtuali. C'è un'assenza di tutele e garanzie, perché in caso di condotta fraudolenta, illecita da parte della nostra controparte, o addirittura di cessazione del funzionamento della piattaforma che ha emesso la valuta virtuale, non c'è nessuna forma di tutela specifica che è atta a ricoprire le perdite di chi le ha sofferte. C'è un rischio ovviamente di perdita permanente, perché la criptovaluta archiviata nel wallet potrebbe andare persa a seguito di un qualsiasi attacco informatico, come l'immediato passato ci testimonia. E inoltre, in caso di smarrimento della password per l'accesso al wallet, la perdita della password potrebbe essere permanente, perché non esiste nessuna autorità centrale che registra le password o ne emetta una nuova in caso di smarrimento. Il tastino I forgot the password, send me again the credentials non esiste. L'accettazione, l'abbiamo detto, della valuta virtuale avviene solamente sulla base volontaria. C'è una elevata volatilità del valore, perché a causa dei meccanismi di formazione dei prezzi e dell'assenza di un'autorità centrale in grado di intervenire, le valute virtuali hanno delle oscillazioni nella loro valutazione. C'è un rischio ovviamente di utilizzo per finalità illecite, perché le criptovalute in genere si possono prestare a transazioni connesse ad attività criminali. Abbiamo citato prima il caso degli ATM. I chioschi che troviamo sono apparecchi collegati a internet che consentono di acquistare le valute virtuali dietro il versamento di valuta avente corso legale. Però, alcunché la loro forma sia in tutto quella simile a quella di un bancomat,
non c'è assolutamente alcun intermediario autorizzato, vigilato, che regolamenti questo flusso in entrata o in uscita. E ovviamente tutto ciò comporta anche, qui l'anima del tributarista, una serie di rischi dal punto di vista fiscale, perché il trattamento fiscale delle valute virtuali è soggetto a incertezze e a implicazioni imprevedibili per i soggetti coinvolti. Se parliamo di riflessi fiscali, in Italia siamo abbastanza fortunati, perché un paio di anni fa, nel 2016, l'amministrazione finanziaria fornisce un chiarimento e quindi abbiamo almeno un lumicino guida sul comportamento fiscale che dobbiamo tenere rispetto alle valute virtuali. In realtà i chiarimenti dell'amministrazione finanziaria erano rispetto ad un caso ben specifico, ovvero una società che intendeva svolgere l'attività di acquisto e vendita di Bitcoin, quindi non genericamente le valute virtuali, quindi le criptovalute, ma specificatamente Bitcoin, per conto della propria clientela, e quindi chiedeva di conoscere sostanzialmente due cose. Uno, il corretto trattamento applicabile alle operazioni di acquisto e cessione delle criptovalute, quindi ai fini della società che acquistava e rivendeva criptovalute, come dovessero essere inquadrate queste operazioni dal punto di vista IVA e dal punto di vista delle imposte dirette, IRES e IRAP. E in secondo luogo, se in relazione all'attività di compravendita di Bitcoin la società fosse soggetta agli adempimenti in qualità di sostituto d'imposta. L'amministrazione finanziaria va a ricercare la risposta in primo luogo dal punto di vista IVA, e l'unica cosa che trova come elemento, diciamo, di riferimento è una sentenza della Corte di Giustizia europea del 2015, che chiariva che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale e viceversa sono prestazioni di servizi a titolo oneroso. Perfetto. La Corte di Giustizia va oltre, ovviamente esprimendosi dal punto di vista IVA, e precisa che tali operazioni rientrano in quelle di cui all'articolo 135 della testa direttiva IVA, ovvero quelle relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio. La Corte di Giustizia è entrata in qualche modo a gamba tesa in un ecosistema che aveva visto, ecosistema europeo, che aveva visto dire tutto il contrario di tutto sulle criptovalute. E qui ho elencato una serie di paesi che si erano espressi prima della Corte di Giustizia europea, cercando di andare a qualificare i Bitcoin. La Svezia aveva detto che i Bitcoin fossero esenti dal punto di vista IVA perché sono valute. Il Regno Unito ha detto esenti perché altri effetti commerciali. L'Estonia ha detto sono soggetti ad IVA. La Polonia imponibili in quanto servizi. La Germania esenti in quanto denaro privato. Il Belgio esenti in quanto crediti, titoli ed altri effetti. La Francia esenti perché? Per evitare l'insorgere di frodi di carosello, come era avvenuto con i certificati verdi. La Finlandia esenti da IVA in quanto mezzo di pagamento. La Spagna esenti da IVA in quanto ordini di pagamento. Quindi tutti avevano detto tutto e il contrario di tutto. Alla base la Corte di Giustizia europea fa questa constatazione, che il principio di neutralità dell'IVA impone che il regime IVA dei mezzi di pagamento legali debba valere anche per gli altri mezzi di pagamento, ovvero per, ad esempio, le valute virtuali, la cui funzione si esaurisce in se stessa, ovvero i mezzi, gli strumenti che hanno la medesima funzione dei mezzi di pagamento aventi titolo legale. A questo punto ritorniamo in Italia con l'Agenzia delle Entrate, e siccome la Corte di Giustizia ci aveva chiarito che la compravendita di Bitcoin era un'operazione finanziaria in quanto tali valute, tra virgolette, sono state accettate dalle parti in una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e quindi non hanno altre finalità oltre quella del mezzo di pagamento, dal punto di vista IVA nazionale l'operatore che effettua prestazioni di servizio in Bitcoin sta svolgendo prestazioni di servizio finanziarie e quindi esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto IVA.
Fantastico. Una volta che abbiamo caratterizzato questa attività, ovvero quella della società intermediaria nell'acquisto e nella vendita di Bitcoin come prestazione di servizio, capiamo certamente che dal punto di vista delle imposte sui redditi, le attività di servizio e quindi i redditi derivanti dall'attività di servizio e quindi il valore, la commissione tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dell'unità Bitcoin sono ovviamente redditi assoggettabili in tutto e per tutto alle imposte dirette. Quindi la differenza positiva o negativa tra i prezzi di acquisto sostenuti dalla società che aveva presentato l'interpello e i costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente, o tra i prezzi di vendita praticati dalla società e i ricavi di vendita garantiti al cliente, sono ricavi o costi i caratteristici dell'esercizio di un'attività di intermediazione e quindi sono soggetti ordinariamente alle regole dell'IRES e quindi dell'IRAP. L'Agenzia delle Entrate si spinge oltre, dice bene, le società che fanno questo tipo di attività si trovano di fronte a una problematica, perché a fine anno, al 31 dicembre, quando devono predisporre il bilancio, avranno presumibilmente una giacenza di Bitcoin nel loro possesso e quindi il problema è: come devo valutare nel mio bilancio i Bitcoin che posseggo al 31 dicembre e che ancora o sono nel tramite di una transazione? L'Agenzia delle Entrate ci dice, proprio perché abbiamo equiparato i Bitcoin a valute estere, che dobbiamo utilizzare gli stessi concetti con cui si valutano le valute estere alla fine dell'anno e quindi dobbiamo utilizzare il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, articolo 9 del TUIR. Ma qual è il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio per un Bitcoin? Non è detto, ci sono una serie di sistemi di rilevazione dei mercati in cui vengono valorizzate i Bitcoin, che ovviamente differiscono l'uno dall'altro e ancor più non sono valutazioni ufficiali e globalmente riconosciute. Quindi sarà cura dell'intermediario a questo punto motivare ed argomentare la valutazione data nel proprio bilancio dettagliatamente in nota integrativa per capire qual è il valore di riferimento e la motivazione perché quel valore è stato utilizzato all'interno della valutazione del bilancio. L'Agenzia delle Entrate si spinge ancora oltre, quadro omnibus, con un insight su quelle che sono le imposte dirette per i privati, ancorché l'interpello fosse stato presentato specificatamente con riferimento alle attività di intermediazione finanziaria, abbiamo capito, da parte della società di trading. E ci dice che nuovamente, siccome le criptovalute, i Bitcoin, sono equiparate a valute estere, non generano redditi imponibili per i privati che non li usano per finalità speculative. Che cos'è la finalità speculativa? L'articolo 67 del TUIR ci dice che sono sostanzialmente esenti da imposizione, quindi da IRPEF per le persone fisiche, le cessioni a titolo oneroso di valute estere, depositi e conti correnti che non eccedono il valore di 51.000 euro nell'anno e non sono detenute per almeno 7 giorni. Quindi il pagamento immediato di una cifra di modico valore sotto i 51.000 euro che non detengo per un periodo prolungato di tempo, 7 giorni, sembrerebbe non essere esente. Sembrerebbe essere esente da imposizione. Ovviamente ricordiamo che gli interpelli forniti dall'Agenzia delle Entrate sono dei chiarimenti rispetto a una fattispecie specifica e sono applicabili e validi solamente per quella fattispecie. Quindi è opinabile, se conosciamo e se abbiamo capito qual è il funzionamento delle valute virtuali differenti dai Bitcoin, è opinabile poter estendere questo tipo di interpretazione anche agli altri tipi di valute virtuali. Questo perché, e qui apriamo un flash, sapete che cosa sono le ICO? Le ICO? C'è un in corso adesso in Venezuela. Ce ne sono tante in corso. E questo, diciamo, è una derivazione dall'osservazione fiscale rispetto al trattamento in capo alla persona fisica che detiene e quindi genera potenzialmente un capital gain sulla vendita delle valute virtuali. Le ICO sono le offerte iniziali di monete, ovvero i meccanismi con i quali vengono generate nuove valute virtuali. Sostanzialmente
si usa una nuova valuta virtuale, quindi si compra una nuova valuta virtuale utilizzando un'altra valuta virtuale, solitamente quelle più stabili, il Bitcoin o gli Ethereum. Sono molto utilizzate queste tecniche di ICO da parte specialmente delle start-up, ovvero le società che hanno un progetto che intendono sviluppare e quindi cercano di reperire dei fondi necessari per implementare quel progetto, creando una sorta di white paper, il business plan che farebbe una società per la quotazione all'AIM o alla borsa, che descrive il progetto, quindi in che cosa consiste, quali parti devono essere implementate, quanto denaro è necessario e così via. Il creatore all'interno del white paper decide anche quante siano i token, ovvero le nuove valute virtuali immesse sul mercato. I mezzi con cui viene diffusa la notizia ovviamente sono principalmente gli strumenti digitali, quindi i social media, ancorché una serie di siti che oggi popolano liste di ICO, ovvero liste di società che offrono i propri token, le proprie valute virtuali sul mercato. Lo scopo non è quello solamente di vendere il maggior numero di token possibili, ma che il token in qualche modo apprezzi il proprio valore e sia fatto circolare indipendentemente dall'offerta iniziale sul mercato, con gli effetti sulle variazioni del prezzo. Il problema a questo punto è che cosa rappresenta il token, ovvero che cosa rappresenta la nuova valuta virtuale che è immessa in commercio. Capite che anche l'assonanza ICO con il più noto termine IPO ci farebbe pensare immediatamente che il token dia qualche tipo di natura di diritto patrimoniale partecipativo tipo azione, quota o diritti su azioni o sulle quote. Ma attenzione, se vigiamo all'interno dell'ordinamento italiano, che l'emissione, quindi l'offerta al pubblico di quote o azioni, non è immediatamente spendibile per tutte le categorie di società, ok? Ci sono delle regolamentazioni che prevedono che l'offerta di quote o azioni o di token che incorporano quote e azioni siano assoggettate alle normali leggi sull'emissione di azioni, borsa. Ed è da questa considerazione che le esperienze di tanti paesi hanno portato a vietare completamente le ICO, la Cina, piuttosto che a regolamentarle con le normali procedure. La SEC negli Stati Uniti, piuttosto che la corrispondente autorità canadese, si sono espresse dicendo le ICO si possono fare, ogni volta che il token però è una security, quindi una quota, un'azione o un diritto che incorpora valori tipo quote o azioni, tu, soggetto che stai emettendo una ICO, devi soggiacere alle normali regole per gli emittenti, borsa. Quindi come se stessi quotando in borsa le tue quote e le azioni. Ovviamente dal punto di vista italiano vale più o meno la stessa cosa. Le quote e azioni non possono essere liberamente offerte da tutte le categorie di società e se facciamo un'offerta di quote o azioni comunque dobbiamo soggiacere al regolamento emittenti. Token, se non rappresentano security, che cosa possono rappresentare? Beni o servizi, ovvero il token incorpora un contratto che rappresenta una serie di beni o servizi che vengono fatti circolare sul mercato attraverso la nuova valuta virtuale. Capiamo bene a questo punto che i riflessi fiscali e legali di questa operazione, rispetto a quello che abbiamo detto fino a un attimo prima, l'Agenzia delle Entrate rispetto al Bitcoin, cambiano completamente, perché il trattamento fiscale del token che circola e che incorpora all'interno dei diritti legali che sono beni o servizi avrà dei riflessi fiscali completamente diversi. Non sarà una prestazione di servizi finanziari esente, ma sarà la vendita del sottostante. E quindi anche l'inquadramento giuridico-fiscale della circolazione di valute virtuali, che in realtà non sono Bitcoin, ma sono token emessi da nuove società, dovrà soggiacere rispetto a quello che è il sottostante alla valuta virtuale. Resta a vostra disposizione per qualsiasi tipo di domande e curiosità. Grazie. Prima di dare al pubblico la possibilità di formulare domande ai nostri relatori, dico una cosa che è talmente ovvia che mi vergogno di dirla, ma credo che sia comunque opportuno farlo. Cioè, noi adesso abbiamo parlato di profili fiscali e, diciamo così, normativi relativi all'attività di intermediazione e di creazione di Bitcoin.
c'è anche un aspetto rilevante nell'uso del Bitcoin da parte di qualcuno che non intermedia o non lo crea, ma lo usa. E qui io mi riferivo all'anonimato, queste opportunità, rischi. Qui ovviamente il problema non è il Bitcoin, il problema è chi lo usa e per fare che cosa. Se uno lo usa per commettere un reato, è solo il problema di vedere se lo beccano o no, però è indubbio che fa una cosa illegale. Allora, il fatto che abbia certe caratteristiche in questo momento potrebbe indurre molti che cercano di fare delle cose senza essere individuati di sfruttare queste sue caratteristiche a questo scopo. Allora, io immagino che non sia stato inventato per dare la possibilità a un narcotraffico di farsi pagare piuttosto che a qualcuno di evadere il fisco o le regole sull'antiriciclaggio, queste cose. Però come tutti gli strumenti innovativi, fino a tanto che qualcuno non riesce a ingabbiarli, non tanto lo strumento come creazione, che è un problema di politica monetaria che crea tutta una serie di conseguenze che, se prende piede bene, dovranno essere valutate, perché scardinano l'impianto dell'equilibrio tra i paesi nei rapporti monetari, ma da questo punto di vista potrebbero creare dei problemi molto grossi, la caccia alla criminalità e altre cose, per cui è probabile, dal mio punto di vista, come è sempre successo, che prima o poi le autorità anticrimine, diciamo in senso lato, cerchino di individuare delle modalità per rendere un po' più trasparente, almeno per loro, l'uso degli strumenti, per beccare quelli che fanno un uso improprio. Quindi non chiudere lo strumento, ma cercare di penetrarlo, o adottando, come è stato detto per il settore industriale, annacquare certe caratteristiche, oppure dotandosi di strumenti talmente potenti che riescono sostanzialmente, uso un termine improprio, a intercettare, come fanno con le telefonate, con i fax, con la posta elettronica, intercettare anche le informazioni su questo. Questo non è un giudizio sullo strumento, ma su chi lo usa, e qualsiasi strumento puoi usarlo normalmente, puoi usarlo in modo inopportuno. Allora, purtroppo ogni volta che c'è uno strumento nuovo, anche il fax, quando è nato, i furbi dicevano: ma al telefono mi intercettano, il fax no. Io ho fatto delle perizie, faccio a volte perizie per i tribunali, una volta mi sono meravigliato, sono passati tanti anni, perché facendo una perizia in Italia mi hanno dato un pacco di fax così intercettati tra la Spagna e la Thailandia, ma intercettati dagli italiani. Per cui, voglio dire, dopodiché è chiaro che devono sapere cosa cercare, ma immagino che anche con tutto l'anonimato possibile ci sia la possibilità in astratto, quando ci sono problemi, pensate alle Torri Gemelli, cosa hanno scatenato nella ricerca dei movimenti di fondi per il terrorismo, di controllare certe cose. Quindi penso che alla fine siano penetrabili questi anonimati da un punto di vista di controlli importanti per chi è tenuto a farli. C'è forse il rischio che poi ci sia anche qualcuno che, come penetra i conti correnti o come è entrato nel sito del Pentagono, si metta anche a fregare. Abbiamo visto in Giappone che ce l'hanno fatta, adesso non so se era adeguato ma questo fa parte del gioco. Ormai i rischi li corriamo su qualsiasi cosa da questo punto di vista, quindi non è un giudizio negativo su questo rispetto ad altri, perché possono penetrare quello che vogliono, se vogliono farlo, e sono abbastanza potenti. Allora io direi, per seguire un po' l'ordine, cerchiamo di fare delle domande puntuali e dicendo anche a chi dei relatori le andiamo a fare, così semplifichiamo. Se poi è rivolta a più di uno, grazie. Sì, buongiorno, mi chiamo Luca Dordolo e sono quel signore che hanno indicato come il primo ad essere stato ad installare un banco, chiamiamolo così, Bitcoin in Italia, qui a Udine. Il primo in Italia e il terzo in Europa. Prima del mio sono stati installati a Helsinki e a Zurigo, quindi faccio l'imprenditore nel ramo delle criptovalute da 12. Conosco quindi
mio piacere, mio malgrado, questo mondo sotto diversi aspetti, partecipo a diverse conferenze a livello mondiale e innanzitutto vorrei ringraziare qui i relatori per aver portato una luce su questo mondo che qui in questa zona a Udine ha avuto come precedenti solo 2 incontri presso l'Università di Udine molto interessanti, ma era un po' ora che si muovessero anche le istituzioni come la Camera di Commercio. Vengo un po' così a puntualizzare alcune cose. Tutte le cose che sono state dette sono state interessanti, mi riallaccerei all'ultima che riguarda l'aspetto criminale, diciamo, o dell'anonimità del Bitcoin. Il Bitcoin non è anonimo, il Bitcoin è pseudonimo come pseudonime sono le email. Io posso creare un'email pippo.chiocciolapluto.it, sembra che sia anonimo, in realtà tracciano il mio IP, sanno da dove viene il collegamento, diciamo VPN a parte, e mi raggiungono. C'è un ramo della scienza investigativa che si chiama Forensics, che fa solo quello, esiste anche in Italia. Io nella mia attività collaboro e ho collaborato anche con la Polizia Postale, sia qui a Udine che per esempio di collaborazione, lo faccio volentieri proprio perché è giusto che sia così. Quindi il Bitcoin non è anonimo, semplicemente occorre un bravo investigatore che vada alla caccia delle transazioni. Ma perché non è anonimo? Ma semplicemente perché, come ci ha detto il primo relatore, tutte le transazioni sono visibili e consultabili da chiunque, e questa è la vera rivoluzione, quella di avere un registro pubblico dove tutti possiamo vedere. Se mi permette, per così la gente anche capisce, se noi facciamo un paragone con l'IBAN bancario, la stringa Bitcoin la chiamiamo come un IBAN bancario e vediamo un po' la differenza. Cioè, dato un IBAN bancario, io sono in grado di conoscere chi possiede quel conto corrente, sono in grado di sapere dove ha il conto corrente fisicamente, dove è allocato, quale filiale, in che via, eccetera eccetera, ma non sono in grado di sapere né il saldo del suo conto né le transazioni che lui ha effettuato con quel conto corrente da quando l'ha aperto. Con la stringa Bitcoin succede esattamente l'opposto. Io sono in grado di sapere con una stringa Bitcoin il saldo di quel portafoglio, ed è pubblico, tutte le transazioni, e quindi è tremendamente trasparente da quando è stato creato, ma non sono in grado di risalire teoricamente a chi lo possiede e dove lo possiede. Questo per fare chiarezza. E quindi altro mito da sfatare. È pseudonimo, perché allora io, ma prima o poi teoricamente l'ho detto teoricamente. No, scusate. Per esempio io ho fatto dal 2012 migliaia di transazioni e la mia stringa Bitcoin, da dove mando i Bitcoin, è una stringa che inizia col mio pseudonimo, è un vanity address, per cui chiunque ha acquistato da me Bitcoin è in qualche modo tracciabile. Per cui dov'è l'anonimità? Dipende. Dicevo, per sfatare un altro mito, quello che collega i Bitcoin al terrorismo e al riciclaggio di denaro sporco. I Bitcoin saranno emessi, questo è scritto nel loro algoritmo, in una quantità di 21 milioni, sono estremamente frazionabili come le valute, ma sono molto difficilmente reperibili. Molto difficilmente chi vuole acquistare 50 milioni di Bitcoin, 1 milione di Bitcoin o 100.000 euro in Bitcoin, difficilmente lo può fare contro cash o con operazioni. In più, il riciclaggio, proprio per i rischi che sono connessi alle transazioni dei Bitcoin, hanno delle commissioni, e per cui il riciclatore è poco interessato a
pagare, oltre al prezzo del riciclaggio internazionale che esiste, una quota percentuale in più per farlo con i bitcoin, dove il bitcoin è difficilmente poi reperibile sul mercato. Quindi sfattiamo questo discorso che si possa riciclare con i bitcoin. Terrorismo. È comprensibile, è comprensibile che vengano utilizzati per atti terroristici solo se noi parliamo di una raccolta fondi in bitcoin, per capirci, all'interno di strutture come le moschee per quello che riguarda il terrorismo islamico. La micro raccolta fa sì che si abbiano quantità di un certo tipo di bitcoin, queste però scordatevi che possano servire a comprare carri armati, armi in quantità, eccetera eccetera. Il rischio terrorismo, cioè i carri armati si comprano in diamanti e in dollari, signori, non in bitcoin, quindi togliamoci dalla testa questa. Ultima cosa è la domanda. Ottimo l'ultimo intervento, mi manca da capire, e perché non è stato detto, quello che riguarda la normativa, quella uscita in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno del 2017, che riguarda la creazione di una nuova figura che si chiama cambiavalute virtuale, che è un soggetto primario, che dovrebbe essere un soggetto primario di antiriciclaggio, cioè chi è una figura come la mia dovrebbe fare antiriciclaggio, che però è inattuabile, uno perché è in contrasto con direttive europee che ancora non esistono, quindi l'Italia ha legiferato al di fuori delle direttive europee. Secondo, perché non esistono i decreti attuativi, cioè chi è come me che vuole fare un'attività del genere ha grosse difficoltà a farla perché non c'è il modo non ti dicono come fare a controllare il signore che ti viene lì a prendere dei bitcoin pagando magari oltre le 3.000 euro con strumenti finanziari, eccetera eccetera. Questo mi sembra che non l'abbia citato, probabilmente perché ancora non ha forse nessuna validità, e aspettiamo, credo non quest'anno perché abbiamo le elezioni in mezzo, aspettiamo che ci sia un regolamento che sia conforme poi a quella che sia una direttiva europea che non esiste, e volevo chiedere perché non è stato citato. Grazie, scusate. Prego. No, voglio solo fare una precisazione, non è che il bitcoin è stato creato per fare terrorismo, antiriciclaggio, ma come di tutti gli strumenti che consentono di trasferire fondi c'è il rischio che sia utilizzato per questo, e l'aspetto di non c'è la tracciabilità dell'operazione, ma non c'è l'anonimato di quello, il punto ultimo di arrivo o di partenza, no? Lei pensa che transazioni da milioni di euro non siano tenute sotto controllo? No, ma io vi ho fatto l'esempio del fax per dirvi che chi li vuole usare stia attento che poi magari lo beccano. Quello era il senso del mio intervento, perché insomma non sono mica tutti cretini, quindi hanno potenti mezzi di controllo, riescono a controllare quasi tutto, solo che devono cercare quella cosa lì in una prima fase. Poi il discorso che ho fatto era riferito all'ipotesi verosimile che vengano assoggettate, lei ne ha dato atto in un certo senso, tutti quelli che utilizzano gli strumenti vengano assoggettati alle regole che sono state introdotte per tutti gli altri strumenti. Prima o poi immagino che succederà, insomma. Diciamo che non c'è una grande utilità perché la regola è nell'algoritmo. Sì, però poi qualche cosa che aiutasse diciamo l'aspetto di legalizzazione di quella che sono le transazioni. È un mondo comunque libero. Bitcoin oggi, secondo me, è considerabile come baratto. Questo è il vero termine. Sì. Bitcoin in se stesso non è solo una valuta, è un mezzo di pagamento, è un asset economico, è una commodity, e questo fa la difficoltà a creare una normativa. Per cui ma diciamo che le cose più tradizionali oggi, quando sono nate, mi ricordo il leasing, sono stati 10 anni per fare una normativa in Italia e non si sapeva cosa era applicabile, fino a che sono... Lei sorrideva quando si parlava di tasse, e nel Bitcoin è molto vero, forse è brutto da dire, che il Bitcoin permette di pagare le tasse che uno ritiene giusto. Vabbè, ho capito, ma non è che la normativa... allora però la giustizia relativa, ognuno si fa le tasse su misura, ragazzi. La prenda come vuole. No, ma posso anche essere d'accordo, mettiamo le tasse basse, d'accordo, ma che ognuno decida
la sua aliquota mi sembra un po' inopportuna. Oggi di fatto Beh, un po' sì. Beh, perché non sono abbastanza efficienti quelli che... No, chiederei se vuoi rispondere un attimo, istantaneamente, poi magari ne raccogliamo 2 o 3, ma però cerchiamo di fare solo la domanda, se no non riusciamo... Assolutamente. Allora, 2 flash. Quello ovviamente dell'anonimato è ovvio che è molto difficile risalire dal codice alla persona, però è ovvio che nel momento in cui la valuta virtuale viene utilizzata per acquistare qualche bene o servizio in economia reale, è quello il punto di arrivo, e quindi da quello, identificando chi sia il numero, sono in grado tramite il ledger di risalire a monte. Quindi dall'ultima transazione sull'economia reale risalgo a monte su tutte le transazioni che sono intervenute su quello stesso portafoglio. Quindi ovviamente è difficile, ma è possibile. L'altro quesito, ovvero è la normativa su antiriciclaggio e sui cambiavalute, in realtà già l'Agenzia delle Entrate nel 2016 assimilava l'attività della società che interveniva all'interno degli scambi come quella di un cambiavalute, e lanciava il messaggio che avrebbe dovuto essere soggetta a tutta la normativa dell'antiriciclaggio piuttosto che agli adempimenti presso l'anagrafe tributaria. È ovvio che nuovamente l'adempiere agli obblighi presso l'anagrafe tributaria di segnalazione della clientela piuttosto che la registrazione delle movimentazioni e la segnalazione delle operazioni sospette, rispetto a un sistema che non facilmente identifica chi sia il soggetto da comunicare, complica la vita per l'operatore che si trova nel mezzo. Ciò non toglie che comunque astrattamente le società che svolgono queste attività, ovvero gli intermediari nella negoziazione di valute virtuali, sono soggetti agli adempimenti presso l'anagrafe tributaria e gli adempimenti per l'antiriciclaggio. Grazie. Prego. C'è qualche domanda? Buonasera, anch'io seguo le criptovalute da un po' di anni ormai e apprezzo enormemente il vostro intervento, perché fa stare in 2 ore tutto quello che avete detto, bisogna anche andare un po' con l'accetta, e ho apprezzato enormemente il fatto che abbiate parlato molto della blockchain, perché quello che è successo in fine dicembre è aver portato alla luce un aspetto finanziario, economico, che è l'ultimo dei punti, perché la vera natura rivoluzionaria è proprio la blockchain. Ed è un bene che se ne parli. La mia domanda, che è di un altro discorso, è al dottor Paltrinieri. Lei ha fatto vedere molti grafici, ha parlato molto di correlazione e anche dei grafici che erano simili per certi versi a quelli fatti vedere dal dottor De Giorgio. La mia domanda è: nel novembre dell'anno scorso sono entrati i grandi players, anche JP Morgan ha detto che era una truffa, poi in realtà si è scoperto che stavano investendo loro, avevano una divisione specializzata in questo, hanno creato i future e c'è un'evidente correlazione alle scadenze dei future con l'andamento del Bitcoin. Questa bolla, chiamiamola così, che si dice è o non è una bolla, un lato di questa bolla, se sarà, viene dato proprio dai players grossi che vogliono farla diventare una bolla, secondo lei? Sono perfettamente d'accordo col suo intervento, infatti era uno dei motivi per cui ho perso un po' di tempo su questo contratto finanziario sui bitcoin, perché purtroppo rispetto a un po' di tempo fa, da fine novembre, le persone che guardano il bitcoin cash in termini di mercato finanziario sono sempre meno rilevanti rispetto all'ammontare di persone che guardano il bitcoin future, cioè adesso la prima cosa che si guarda durante il giorno purtroppo è il bitcoin future, e quindi, come giustamente osservato, proprio durante le scadenze, quelle che io ho chiamato expiration, si va a cercare di rapportare il bitcoin future e bitcoin cash. Chi è che opera nei bitcoin future? I grandi operatori che lei ha citato, quindi di conseguenza la mia risposta è sì, e soprattutto in questa prima fase del mercato io ritengo, ovviamente non ho fatto verifiche empiriche, non ho ancora un orizzonte temporale per poter supportare quei dati, sicuramente i big player che operano sui future, i contratti sono 50, 100, quindi sono veramente pochi, ma come controvalore sono molto rilevanti, credo che siano quelli che adesso come adesso influenzino veramente i flussi e i volumi all'interno dei mercati, ed è per quello che la correlazione che vi ho fatto vedere nell'ultimo periodo è davvero ampia.
Adesso è difficile dare proprio il giudizio sul perché, ma come mai proprio quando lo Standard & Poor's 500 è crollato, anche il Bitcoin è crollato, non è che all'interno dei portafogli scattino delle medesime operazioni di vendita su determinati asset rischiosi? Questa è la domanda che mi pongo adesso e che potrei anche, insomma... Se posso permettermi questo discorso di lanciarsi su qualcosa che comincia a avere successo, ci sta mettendo davanti l'evidenza che ci sono addirittura degli stati che stanno studiando questo mercato come opportunità per fare founding. Si sente ogni tanto dire, cioè, alla fine tutti si buttano perché sembra che la cosa possa essere interessante, ma con logiche diverse. Qualcuno lo fa per fare uno strumento di investimento, qualcuno lo fa per tirare su soldi, banalmente, no? Sì, certo, e quindi questo elemento deve farci essere un po' cauti, perché c'è il rischio veramente che ci sia il furbo che viene lì e scappa col malloppo, no? Come è successo 1000 volte nella storia. Qualche altra domanda? Sì, ogni cosa che nasce deve avere un fine, cioè una volta si diceva deve avere un'utilità. Non esiste strumento di qualsiasi tipo che non abbia una sua utilità, per definizione. Allora, nella finanza, ad esempio, anche recente, si sono inventate delle cose utili o addirittura nocive, come poi si sono rivelate, ma che avevano essenzialmente una apparente motivazione almeno di semplificare delle cose o di offrire, caso tipico, le opzioni, di offrire delle possibilità di investimento adeguandole alle esigenze degli operatori in maniera rapida, poco costosa, eccetera. Se non capisco molto delle tecnologie, ma mi sembra di capire che il Bitcoin o analoghe monete basate su queste sofisticate tecniche, e anche da quel che mi sembra di capire poi come non sono affatto, diciamo, friendly da questo punto di vista, cioè non sono cose rapidissime, veloci, a basso costo, eccetera, anzi mi sembra esattamente il contrario, almeno se capisco. Secondo, uno potrebbe dire, però disintermediando fanno risparmiare un'enormità di costi di transazione e quindi di questo tipo di frizionalità, che sono una delle altre cause che si insegna all'università che possono determinare la disintermediazione. Capirei, ad esempio, dice la blockchain, forse eliminerà tutti i notai, non lo so. Faccio per dire, esagero ovviamente, ma potrei pensare che tra gli effetti, non so se desiderati o no, potrebbe esserci questo. Mi sfugge il vantaggio, perché se ho ben capito, ho letto da qualche parte, vedo imprenditori, che rispetto ovviamente se uno fa l'imprenditore, non credo che le commissioni che fa pagare l'imprenditore siano superiori a quelle che fa pagare una banca o a qualcosa per questo tipo, altrimenti non potrei vedere come possa sopravvivere a fare l'imprenditore con queste cose. Chiedo allora a tutti quelli che sono dall'altra parte del tavolo, ma allora qual è l'obiettivo ultimo di questa cosa? Che non è affatto a buon mercato, è costosa, è impegnativa, eccetera, forse è la cosa che il capitalismo ha inventato in una fase avanzata per giocare l'ultima carta di creazione. A me hanno insegnato che i pasti gratis non ci sono, tu puoi come economia, puoi abbuffarti per un po', apparentemente, ma la regola d'oro, non ci sono pasti gratis, prima o poi qualcuno paga, o subito o dopo. Siccome qui non riesco a vedere nessun tipo di logica, forse uno potrebbe dire sì, però metto al riparo i miei soldi, mentre invece, per definizione, tutte le altre cose sono in qualche modo... Però
Qui ce ne sono talmente pochi da mettere al riparo, nel senso 21 milioni, chissà perché questa cifra, no, non so quella che è stata detta, a parte il fatto che uno può dire sì, ma come l'ha creata questo, un qualsiasi altro può creare altre analoghe e quindi ne può... Allora, voglio dire, è questa la vera motivazione o se no mi sfugge? Rispondetemi voi. La domanda è molto apprezzata perché sposa un mio dubbio da sempre. In verità semplificherei dicendo questo, che il motivo che ha spinto la nascita del Bitcoin come capostipite di tutta la genia delle criptovalute è quello di togliere il monopolio della creazione del valore a quelle che sono viste da alcuni soggetti come i detentori del male assoluto, cioè del denaro. Quindi la scaturigine del Bitcoin nasce da un approccio che definirei filosofico, quello di voler disintermediare le banche centrali. Quindi io non so, i sovranisti che vogliono il potere, vogliono non la associerei al termine del sovranismo e ma se posso, è la vecchia storia del signoraggio alla fine, no? Si vorrebbe saltare il signoraggio, che è un'utopia da sempre, adesso che sia possibile farlo o no non lo so, ma il signoraggio è un'espressione della sovranità. Sì, ma sono secoli che si discute del signoraggio come cosa negativa e che molti vorrebbero eliminare, no? Quindi io capisco in astratto, non so poi se concretamente il potere politico lo permetterà, perché il potere politico non so se può permettersi di perdere il controllo della moneta, secondo me crollerebbe il potere politico, però questo... non possiamo noi come società permettersi di perdere il controllo della moneta, non è il potere politico, questa è una fiaba. È già perso. No, la questione è, allora, noi società è un concetto, l'altro concetto è lo Stato-nazione, no? Allora, lo Stato-nazione detiene questo potere, poi nel nostro caso è ancora più complicato perché abbiamo un'area monetaria che non è neanche una nazione. Allora, ma uno potrebbe, cioè, se parlassimo di un'utopia, facciamo un'unica moneta al mondo che vale per tutti e che il potere politico non può influenzare per nessun modo il potere d'acquisto di questa moneta, sarebbe come dire facciamo un unico metro al mondo e nessuno bara. Il problema è che penso che gli stati non accettino di perdere il loro potere per darlo a un'entità superiore o a nessuno perché si autoregola. Quindi questo è un problema, però questo è un problema che non è più nemmeno sì, ma qui il problema non è l'ipotesi di dare all'ONU la possibilità di battere moneta, si dice che si genera da sola in un qualche meccanismo. Allora, però state attenti, questo non è più un problema tecnico di economia, diventa una questione più politica che economica e quindi io mi dichiaro abbastanza incompetente a discuterne, sinceramente. No, ma anche l'esercito, è come dire nessuno Stato ha più l'esercito, facciamo la polizia che si autogestisce, non è italiana o americana, sono discorsi bellissimi per la speculazione filosofica e intellettuale, però poi credo che l'esperienza ci porti a dire che questi tentativi difficilmente vengono lasciati andare fino in fondo perché poi gli stati reagiscono e vogliono riappropriarsi del potere. Come vedo io leggendo la storia almeno economica, però può succedere anche che cambi, non so. L'ultima? Mi chiamo Romanello. A completamento degli aspetti fiscali che sono stati già affrontati, IVA, imposte dirette, vorrei sapere se il trasferimento o la detenzione di queste criptovalute sono soggette a monitoraggio fiscale. Qui la domanda in realtà è su che cosa sto detenendo. Sto detenendo un qualcosa che ha un equivalente valore nell'economia reale o sto
sto detenendo un diritto all'acquisto di un bene o un servizio. Quando abbiamo detto il Bitcoin che viene assimilato dall'Agenzia delle Entrate ad una valuta estera, la risposta sembrerebbe essere sì, sono soggetto comunque al monitoraggio, ok? E quindi agli adempimenti, l'abbiamo citati prima, anagrafe tributaria piuttosto che alle movimentazioni sul, la normativa sia sull'antiriciclaggio che su quella delle movimentazioni finanziarie. Se invece sto detenendo un oggetto che incorpora un diritto all'acquisto di un bene o di un servizio futuro o solamente potenziale, probabilmente no, perché sto detenendo qualcosa che, ancorché dematerializzato, corrisponde a un bene o servizio che posso esercitare in un momento futuro. Quindi la domanda non ha una risposta univoca, ma dipende da quella che è la valuta virtuale, e passatemi il termine valuta virtuale, da quello che è il token che io detengo e da che cosa rappresenta quel token. È chiaro il punto? Ok. Alessio Bertoli, buonasera e grazie per questa opportunità molto interessante. Chiaramente, come diceva uno degli intervenuti prima di me, è difficile in 2 ore approfondire tantissimo l'argomento. Comunque esiste una cripto che è il Tether, che è ancorata al dollaro e quindi non ha nessuna volatilità, e la seconda è che, per esempio, io non so quanti in questa sala, ma io sono socio di una startup e lanceremo un ICO fra pochissimo, e quindi penso che la cosa più interessante è parlare delle ICO, che è uno strumento che consente di andare dritti sul mercato e di saltare molti passaggi, e anche le startup che hanno un'idea di poterla subito implementare. Io non ho conclusioni da trarre, perché mi sembra che ognuno poi cercherà di, spero, trarre beneficio da qualche idea che è stata discussa, qualche informazione, magari anche, soprattutto direi qualche punto di vista diverso che ti fa ragionare magari in altro modo. Quello che vi dico invece, che mi sento di dirvi, insomma, noi abbiamo a Pordenone un corso di laurea in banca e finanza che è partito quest'anno, l'abbiamo riaperto perché una decina di anni fa per questioni di fondi avevamo dovuto accorparli tutti e quindi erano diventati un po' generalisti. Da settembre prossimo porteremo anche la laurea magistrale, facciamo ogni settimana degli incontri su temi di interesse e quindi penso che avremo occasione di trattare più volte questo argomento anche da diversi profili, per cui vi invito un po' anche a tenervi informati, perché già il prossimo anno accademico sicuramente almeno un incontro su questo tema lo faremo, magari cercheremo di farlo molto mirato su un aspetto, perché altrimenti non si riesce a entrare troppo nel merito, per cui anche i contributi di quelli che operano saranno preziosi. Una tavola rotonda, per esempio, tra persone che materialmente hanno l'esperienza di questo mercato può arricchire soprattutto gli studenti ma tutti gli interessati, quindi vi invito a segnalarmi il vostro interesse e vi ricontatterò. Quelli che partecipano all'attività che si sono presentati in questa sala, e poi chiunque, sono liberi questi incontri, quindi chiunque è benvenuto. Va bene? Grazie a tutti, buona serata.